Buonasera, buonasera amici sportivi in diretta dallo stadio Olivieri di Via Sogare. Ci siamo, è la sera della semifinale di Coppa Verona, quindi ormai le battute conclusive e sale l'adrenalina. Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Luca e buonasera ai nostri amici tifosi. E Walter Maggiotto, come sempre, che ci fa compagnia in questo prepartita. Buonasera, ciao Walter. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dicevamo sale l'adrenalina perché non solo si tratta di un traguardo ad un passo, perché semifinale di Coppa Verona vuol dire che chi vince questa sera in un modo o nell'altro, ovvero o nei 90 minuti o nei 90 più calci di rigore, non ci sono i supplementari, lo ricordiamo, accede alla finalissima in programma domenica a Vigasio. Walter, subito a freddo, così com'è la sensazione? La sensazione è ottima, i ragazzi sono carichi e vogliono ottenere il massimo risultato questa sera per poter disputare domenica ovviamente la Coppa Verona a memoria del Segalla. Allora, naturalmente non abbiamo parlato, l'avversario è il Borgo San Pancrazio, è la terza volta di questa stagione che le due squadre si trovano a confronto, è la squadra che vi è arrivata dietro in campionato, che è stata l'unica a tenere matematicamente aperti i giochi fino a 3 giornate dalla fine. È una squadra che insomma vi ha sempre messo un po' in difficoltà, è l'unica che vi ha battuto. Sì, e poi a livello calcistico e come cattiveria agonistica, tra virgolette, ne ha per tutti. E il Borgo San Pancrazio, tra l'altro, è arrivato secondo in campionato, ha fatto i playoff, ha perso la finale in casa, pensate, beffa delle beffe, proprio contro la Virtus, che tra l'altro gli è arrivata davanti nella Coppa, quindi si è qualificato come secondo, e ha vinto invece domenica, forse un po' a sorpresa, a Fumane, i quarti di finale contro la Fumanese, che è un'ottima squadra. È un'ottima squadra, però il calcio insegna che non c'è nessuna partita facile e le sorprese sono sempre all'ordine del giorno. Allora, senti, ti faccio un'altra domanda. Abbiamo commentato tutte le partite questa stagione, io e Jacopo. Ci siamo accorti di una cosa, che la differenza della Clivense quest'anno, per la Clivense l'ha fatta tanto la mentalità, vale a dire nelle gare, si è visto anche con la Virtus, più combattute, più equilibrate, ha sempre dimostrato qualcosa in più sul piano della mentalità, non si è mai scomposta, non è mai andata in difficoltà emotiva, psicologica, ha sempre tenuto i nervi freddi. Sì, questo viene a dare atto anche il mister, comunque, che ha inculcato ai ragazzi che nessuno regala niente, e chiaramente in determinate partite quello che conta è oltre alla forza fisica è la mentalità e soprattutto la testa. Benissimo, Jacopo, 2 parole sul San Pancrazio, lo diciamo? Sì, allora ormai lo conosciamo a memoria, no? Quasi il Borgo San Pancrazio. All'andata di campionato è stata l'unica squadra appunto a sconfiggere la Clivense, invece al ritorno è stata la rivincita, no? Della Clivense con questo 3-1 là in casa loro. E oggi sì, il Borgo comunque sarà ancora più agguerrito che mai, perché appunto ha perso l'occasione di andare su in seconda categoria e quindi vorrebbe almeno comunque centrare l'obiettivo della Coppa. Sappiamo poi che questa è una partita, come diceva Walter, dagli animi bollenti, no? E a proposito di animi bollenti, un'ultima chicca, un'ultima anche provocazione, se vogliamo, di stampo giornalistico. Noi un po' ci divertiamo a volte a guardare queste cose. L'arbitro di questa sera è lo stesso, non solo che vi ha arbitrato la seconda di campionato alle Golosine con la vittoria e l'espulsione di Tenuti, ma anche e soprattutto la recente sfida con San Pancrazio con la vittoria ma anche l'espulsione di Castello di Facciolo. Comunque abbiamo visto anche noi, però comunque l'arbitro comunque deve rimanere soprattutto sereno e soprattutto deve tenere in pugno la partita, perché se scatta la scintilla oggi sono dolori per tutti. Allora, con l'augurio per la Clivense naturalmente di poterci ritrovare domenica e che questa, Jacopo, non sia l'ultima telecronaca della stagione, diamo la linea alla regia, ringraziamo Walter Maggiotto della Clivense. Poi buona serata a tutti e buona partita e mica il migliore. Grazie, ci troviamo tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo insieme, amici sportivi, siamo in diretta nel prepartita di Clivense Borgo San Pancrazio con anche Damiano Beltotto, l'ufficio stampa della Clivense, che ci ha raggiunto. Damiano, te non hai mai parlato, oggi ti prendiamo a freddo, dai, di qualcosa, come va? Freddo imprevisto, Sì. va sempre molto bene, quando sei in campo va sempre molto bene. Senti, la tensione c'è, però è una bella serata, c'è in palio la finale di Coppa Verona, e la squadra scommetto che è caricata il giusto. Allora, la squadra è sempre carica, perché quando si gioca la squadra è sempre carica. Poi intanto speriamo che ci sia una bella partita, una bella festa, come ha detto il mister, perché gli abbiamo fatto l'intervista prima, speriamo che non ci sia troppa foga. Piano con gli spoiler che dobbiamo ancora mandarla. Ecco, allora il mister dirà che speriamo che non ci sia troppa foga, e questo è quello che ci auguriamo tutti. Poi insomma è una partita importante e questo non lo può nascondere nessuno. Un'ultima battuta, la domanda che non ti aspetti: che stagione è stata per te? Per me è stata una stagione straordinaria, perché è stata un'esperienza straordinaria. Ringrazierò sempre la società di avermi dato questa opportunità, un gruppo di lavoro fantastico dove abbiamo lavorato molto bene, credo, e sicuramente ci siamo divertiti, ecco. Poi questo lo dobbiamo anche grazie a voi, perché siete parte, diciamo, di questa avventura di quest'anno. Speriamo che si possa andare avanti bene e speriamo che ci siate tutti, ecco. Un passo alla volta, si parte da questa partita. Grazie a Damiano Beltotto. Jacopo, ciao Damiano, grazie, buon lavoro. A te una parola così di lancio prima di vedere appunto l'intervista che lo stesso Damiano ha realizzato nel prepartita a mister Allegretti. Ormai queste sono partite secche, no? Quindi chi esce da questo campo vincente poi prosegue, e domenica c'è la finale da giocarsi a Vigaggio, quindi un appuntamento importante che nessuna delle due squadre vorrà mancare. Perfetto, allora non manchiamo neanche noi, che saliamo adesso in cabina per i preparativi e per la telecronaca diretta. Amici sportivi, non andate via, perché adesso c'è l'intervista ad Allegretti e poi un bel video che vi racconta una cosa speciale che sta ancora e sempre meglio facendo la Clivense fuori dal campo. Allora mister, semifinale, partita tosta, l'abbiamo detto in tutte le salse, che cosa ti aspetti? Una partita difficile, la posta in palio è alta, è una semifinale contro una squadra forte che tutte le volte che l'abbiamo incontrata ci ha messo in difficoltà. Mi auguro che venga fuori una partita di calcio senza una caccia all'uomo come con loro spesso è capitato. Però panchina un po' corta. Sì, siamo arrivati a un punto in cui per infortuni e problematiche varie siamo corti, però come ho sempre detto quelli che abbiamo sono pronti, si sono sempre dimostrati all'altezza, quindi sono fiducioso. Ci sono delle cose, diciamo, che hai preparato per cercare di mettere in difficoltà, sto parlando dal punto di vista tattico naturalmente, per mettere in difficoltà il nostro avversario che conosci molto bene? Ma sì, abbiamo guardato le due partite che abbiamo fatto contro di loro, ho chiesto informazioni per quanto riguarda l'ultima partita che hanno fatto loro contro la Fumanese, quindi tutto quello che potevamo preparare abbiamo preparato e ora c'è solo il campo che darà il verdetto finale. Grazie. Chi crede in questo progetto indubbiamente crede in qualcosa di nuovo. Anche se la finalità è la stessa di tante altre squadre, ma noi crediamo di poter essere diversi da come nasciamo
e da quello che vogliamo essere. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia, e io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario, è il visionario del nostro duo, se vogliamo. È il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, cioè l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra. Se una persona decide di entrare a far parte di questa famiglia, è certo che condivide quei valori, perché altrimenti non farebbe sacrifici, non vorrebbe darci una mano, non vorrebbe partecipare a questi sogni, a questi obiettivi, e quindi deve credere in quello che voglio far capire a tutti, in che società siamo, ma sicuramente saremo una società familiare, una società dove prima di tutto vengono le persone che vogliono bene questa società. Voglio riuscire a ottenere tutto quello che ho sempre sognato di poter avere con una società di calcio e poter dare il sentore di essere in una società importante. Piccola, per carità, non saremo mai competitivi come le grandi squadre, forse al momento non lo saremo mai. Siamo una società sana e che, fidatevi, ho vissuto per 23 anni da professionista, e società sane, vere e proprie, che tu dici, beh, qualsiasi cosa fa non fallirà mai, è difficile trovare. Prendi quota con noi. Credi anche tu nella Clivense.
Ancora loro per l'atto terzo, sono arrivate prima e seconda in campionato con differenze però enormi. Una ha ottenuto promozione e titolo provinciale, l'altra la beffa della finale playoff persa con la Virtus, ma anche il lusso di unica squadra capace in tutta la stagione di battere la corazzata di Pélissier, proprio qui peraltro, dove questa sera è in palio invece l'accesso alla finale di Coppa Verona. Amici del calcio dilettantistico, benvenuti allo stadio Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense Borgo San Pancrazio, benvenuti da Luca Corradi, benvenuto come sempre anche a Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Benvenuto Luca e benvenuti a tutti i nostri amici tifosi. Allora, partita secca, si gioca sui 90 minuti più eventuali calci di rigore senza supplementari. Borgo San Pancrazio, l'abbiamo detto più volte, è la squadra che ha più rivalità anche agonistica con la Clivense. Sono state due sfide tra virgolette feroci, quelle giocate tra le due formazioni in questa stagione. All'andata il 4 dicembre su questo campo il Borgo San Pancrazio ha effettuato una vera impresa, perché vincendo 2-1 in rimonta peraltro e nel finale è stata l'unica squadra capace di battere la Clivense. La Clivense poi nel ritorno si è un po' tra virgolette rifatta, senza virgolette, ha vinto 3-1 il 24 di aprile con tra l'altro diverse cose che sono successe, insomma poi le andremo ad elencare. Sì, ormai Clivense e Borgo, quasi come con la Virtus, no? È un appuntamento ormai che non può mancare in questo campionato, in questa stagione. Il Borgo che infatti ha perso l'occasione di salire e seguire la Clivense in seconda categoria, appunto beffata proprio all'ultimo minuto contro la Virtus, quindi anche un po' avrà questo senso di rivalsa, non soltanto per finire in migliore dei modi la stagione, almeno per rifarsi in Coppa, ma anche per prendersi la rivincita contro una Clivense che comunque appunto nell'ultima partita ha vinto per 3-1, anche se però sono usciti comunque con un paio di defezioni, no? Ricordavamo Castellucci espulso in campo e Facciolo invece espulso nel post partita, quindi speriamo che questa sia una partita comunque dai toni comunque agonistici che siano comunque entro i limiti. Subito i ringraziamenti dovuti e doverosi alla squadra Avelia, che come sempre ci permette di andare in onda sui canali YouTube di Avelia e Clivense, sulla pagina Facebook della società bianco-azzurra e in streaming su radioalige.tv, nonché sull'applicazione di Tele Radio Alige. Oggi squadra Avelia con il regista Andrea Colognese e l'operatore Federico Tarocco. Abbiamo parlato di Coppa Verona, è giusto anche dare un'occhiata al percorso che queste due squadre hanno fatto. L'abbiamo detto in campionato, la Clivense è arrivata a 9 punti avanti rispetto al Borgo, che è stata di fatto la squadra che ha anche tenuto vivo, ma almeno matematicamente, il campionato fino il girone B della terza categoria fino alla fine. E in Coppa Verona invece le due squadre hanno avuto due percorsi diversi. La Clivense ha pareggiato con la Fumanese, poi ha battuto a suon di gol Nova Gens, Young Boys, Pozzo e Sanguinetto, e poi nei quarti ha avuto la meglio domenica della Virtus a Gavagnin Nocini. Il Borgo San Pancrazio invece ha pareggiato a Caprino e poi proprio con la Virtus ha vinto poi con il Bonferraro, con il San Zeno 5-2 fuori casa e 4-0 con il Soave. Quindi una squadra che è arrivata poi ai quarti di finale, dove forse ha fatto una delle imprese della sua stagione, un'altra delle imprese della sua stagione, ovvero è andata a vincere addirittura per 4-3 sul campo della Fumanese, che abbiamo visto essere una squadra assolutamente valida. La line-up, le formazioni di questa semifinale di Coppa Verona dello Memorial Gianni Segalla. Clivense in campo con Pippo Pavoni tra i pali, poi Vitale, Motta, Facciolo, Elatimi, Tenuti, Olivieri, Castellucci, Inzerauto, Pasinato e De Martis. In panchina con mister Allegretti ci sono Squizzi, Vallese, Cavallaro, De Pani e Davì, quindi panchina veramente corta. Il Borgo San Pancrazio ha invece in panchina il mister Roberto Rizzo, che sostituisce oggi lo squalificato Genzian Cani, e invece il portiere è Bechiri. Gli altri titolari sono Cardona, Facincani, Cosoletto, Zoccatelli, Sanè, Alili, Marchetto, Piva, Riva e Righi, quasi uno scioglilingua in filastrocca quello degli avanti della squadra bianco-viola. In panchina ci sono Adami, secondo portiere, poi Duro, Martinelli, Lai, Cambioli, Bojamaui, Bersani, Abbas e Milardo. Da dire anche una curiosa coincidenza, chiamiamola così: l'arbitro di questa sfida, Jacopo, è Alessandro Ramanzini della sezione di Verona, che ha già arbitrato 2 volte la Clivense, all'andata la seconda di campionato sul campo, la terza forse sul campo delle Golosine,
partita vinta 1-0 contro l'altro l'espulsione di Tenuti, e poi proprio il ritorno col San Pancrazio, la vittoria per 3-1 di Aprile, con espulsione di Castellucci e poi espulsione negli spogliatoi nei tumulti un po' di fine partita, proprio di Facciolo, che si è beccato pure 3 turni. Quindi un arbitro che ha già arbitrato la Clivense sempre in partite complicate e non è stato mai generosissimo, diciamo, sul piano disciplinare con la squadra di Allegretti. Sì, siamo curiosi di vedere, ecco, stasera come andrà anche sul punto al piano dei cartellini, piano agonistico, una partita che comunque è sentita da ambo le parti, l'abbiamo detto, come domenica scorsa con la Virtus, perché ormai comunque non si può più sbagliare, perché domenica c'è da giocarsi una finale a Vigasio, entrambe le squadre comunque vogliono non mancare questo appuntamento, e la Clivense che ci arriva con una defezione, ovvero McMahon, che invece, appunto, a proposito di cartellini, ecco, ha ricevuto l'espulsione, no, contro la Virtus, e quindi stasera è soltanto in tribuna. Vedremo comunque in campo come gli altri giocatori riusciranno comunque a sopperire a questa mancanza. Squadra in campo per gli applausi del pubblico. Oggi Stadio Olivieri particolarmente gremito, nonostante sia un turno naturalmente infrasettimanale. Hai fatto bene a ricordare l'assenza di Memedi, perché sicuramente queste sono le sue partite, no? Quelle dal ritmo agonistico più acceso. La Clivense, abbiamo già detto, ha vinto il campionato e il titolo di categoria nella finale contro il Baldo Junior Team, che potrebbe ritrovare Jacopo domenica anche nella finale, mentre c'è il consueto saluto di rito sotto il Northside 94. Dicevamo il Baldo Junior Team, che invece gioca, o meglio sta giocando, perché la partita è iniziata con un quarto d'ora di anticipo rispetto a questa, a Vestenanova in questa lunga trasferta appunto per l'altra semifinale. Quindi Vestenanova Baldo Junior Team, chi vince si cucca domenica la vincente di questa gara. Sì, e ricordiamolo che comunque chi vince la Coppa comunque ha la possibilità poi di salire, no? Di categoria comunque nella graduatoria, ed è quindi un'altra via preferenziale dopo la vittoria del campionato. Quindi la Clivense ormai ha stravinto il proprio campionato, invece il Borgo, abbiamo detto, ha perso, ecco, questa occasione ai playoff, e quindi chissà che non voglia centrare in questo modo. E anche Jacopo il Vestenanova potrebbe usufruire dello stesso tipo di scorciatoia o di allungatoia, forse è meglio chiamarla così. Tutto pronto con l'altissimo arbitro Romanzini, ve lo assicuriamo, ci siamo passati prima vicino, nel prepartita è praticamente 2 metri, che ha il fischietto in bocca e sta per dare via a questa attesa semifinale di Coppa Verona. Lo sfondo dei tamburi del Northside. E si comincia, amici sportivi, buona semifinale, buona Clivense, Borgo San Pancrazio. Prima palla toccata dalla squadra in maglia bianca, subito un lancio lungo. L'allungo sulla destra di Marchetto, che si impossessa del pallone. Cerca lo sfondamento in tutti i sensi, viene murato da Olivieri. Poi rinvio anche di Castellucci, che oggi gioca con i capelli sciolti, un po' una novità. Eccolo qui Castellucci, ma è molto più veloce il numero 10 Riva, attenzione che gli prende il tempo, area di rigore, va giù e c'è calcio di rigore. Dopo 37 secondi si parte subito, amici sportivi, con un grande colpo di scena, perché Castellucci perde il duello in velocità con Riva, che già ha segnato, se non sbaglio, Jacopo, proprio su calcio di rigore nella partita di aprile, dove tra l'altro Pavoni ne parò uno a Momo. E quindi subito per il San Pancrazio l'occasione, proprio con Riva dal dischetto, di portarsi in vantaggio. Riva contro Pavoni. È ammonito anche Castellucci. Grazie. La rincorsa di Riva, il destro spiazzato Pavoni. Borgo San Pancrazio in vantaggio a sorpresa dopo 90 secondi dal fischio di inizio. 1-0 per la squadra in maglia viola, che parte fortissimo e fa 0-1. Sì, che shock per tutto lo stadio Olivieri, un inizio un po' così, nessuno si sarebbe mai aspettato, perché appunto questa ripartenza improvvisa del Borgo con Castellucci, che nel ruolo di centrale qui si era fatto superare dal suo avversario, e un po' inaspettatamente, quindi già subito si parte con la Clivense sotto per 1-0. È un errore, se vogliamo, anche di tattica difensiva, Jacopo, perché naturalmente un giocatore non che ha tra
la velocità l'arma migliore del suo repertorio, è stato lasciato solo, mentre attenzione subito alla risposta della Clivense con De Martis, anticipato con Inzerauto anche a terra. Gara subito accesissima, come era d'altronde nelle aspettative di inizio gara, e Clivense che si trova a dover rincorrere in una delle prime volte in assoluto, credo, di questa stagione. Adesso se andiamo a memoria c'è da dire che la Clivense ha preso praticamente con questo 13 gol in tutta la stagione, 4 li ha presi da San Pancrazio. Sì, e questo è il primo che proprio così a freddo subisce dopo neanche 2 minuti, quindi sicuramente ecco la Clivense vedremo come saprà rispondere a questa doccia non fredda ma gelata, e vediamo come anche si posizionano in campo per cercare ecco di trovare forse un attimo le misure, che sono fatti un attimo forse sorprendere da questo avvio così fulmineo del non fortunatissimo tra l'altro Castellucci davvero con questo avversario. Ricordiamo che Aprile appunto fu espulso nella gara comunque vinta ancora una volta. C'è questa volta Olivieri, anzi Motta, che è sicuramente più veloce sia di Castellucci che soprattutto del suo diretto avversario. Ancora il San Pancrazio in attacco, che è partita fortissima la squadra del Porto con il numero 2 Cardona, che resta in zona di attacco, può lanciare con le mani. Naturalmente tutto il tempo per la Clivense di riorganizzarsi, di anche ammortire, attutire mentalmente questo shock iniziale. Prova adesso la squadra di casa. Sul pallone c'è Alidi, che è il bomber principe del San Pancrazio con 13 reti, non segna però da molto tempo. Attenzione ancora una volta il lancio per Riva, in anticipo Motta, serie di finte e alleggerimento su Pavoni. Rilancio per vie centrali verso De Martis, non preciso però. Poi lo scambio sulla sinistra, il tocco di Sané in avanti, non c'è nessuno pronto ad approfittarne. Si riparte allora da Pavoni, offside naturalmente che incita i suoi beniamini. Bellissimo qui il lancio di Motta, che però si allunga il pallone con la testa, fermato. Castellucci sbaglia anche lui di testa, in mezzo al campo Marchetto. Castellucci può rifarsi, cerca la guida in mezzo al traffico e la Timi. Pavoni. Castellucci è praticamente promosso difensore centrale. Sì, ancora una volta Allegretti sceglie comunque di affidarsi a lui lì in mezzo, con Tenuti che invece scala sulla destra, quindi nel ruolo di terzino, come abbiamo visto anche contro la Virtus. Quindi ci sono infatti in panchina sia De Pani che Vallese. Ha scelto ecco così Allegretti. Attenzione a un altro lancio, stavolta troppo in profondità. Era comunque pronto allo scatto Riva, che con questa rete arriva a 4 in stagione. Come detto 2 le ha fatte proprio con la Clivense e sul rigore. Facciolo, Tenuti oltre la linea di metà campo, palla dall'altra parte per Inzerauto, tocca il suo secondo pallone della gara e questa è una notizia. Al 6° minuto prova subito il destro Murato, Tenuti in aria, all'indietro con il sinistro, poi arriva Facciolo, quasi un passaggio, nessun problema per la retroguardia del San Pancrazio. Attenzione al possibile contropiede, fermato però almeno inizialmente sul pallone c'è Piva. Davvero facile sbagliarsi tra il 9 Piva e il 10 Riva, che non si chiama Gigi naturalmente ma si chiama Luca. E la Timi, lancio lungo ma in 2 contro 3 per la Clivense. Ha la meglio il numero 4 Cosoleto, poi Inzerauto chiama l'avanzata di Motta, lo ignora però, si mette in proprio e sbaglia tutto. Sì, qui Inzerauto braccato dai difensori del Borgo, ormai è la terza volta che lo incontrano, quindi ormai lo conoscono molto bene. Vedremo come riuscirà un po' ecco, a dileguarsi con al suo fianco De Martis, che quindi è lui che prende il posto di Mehmed in attacco, che è entrato molto bene, no? Domenica con la Virtus, anche per tenere su i palloni preziosi. Vedremo oggi dal primo minuto se saprà ecco, anche incidere sul match. I difensori del San Pancrazio, Jacopo, conoscono bene Inzerauto, però non sono riusciti a fermarlo nelle 2 partite precedenti, perché all'andata a dicembre nella gara vinta dalla squadra in maglia viola proprio Inzerauto segnò, se non ricordo male, in contropiede nelle prime battute della gara il gol dell'1-0 e poi fece quel gol pazzesco in rovesciata a San Pancrazio nella vittoria per 3-1 di Aprile. Ce lo ricordiamo ancora, sì, gran gol. Con le mani Tenuti riprova a restare in zona di attacco la Clivense, che questa volta
non magari in modo forsennato, ma deve provare ad alzare il baricentro, ad alzare il ritmo. Non può certo essere il solito diesel. Il lancio con le mani di Facincani, ancora il numero 3. Memedi si inserisce bene, cerca un'idea, trova lo scambio con Olivieri, poi Facciolo anticipato ancora dallo scatenato Riva. Lungolinea, fermato stavolta da Facciolo, che si fa perdonare, anche se il San Pancrazio ha guadagnato almeno 30 metri. Arriva allora Facincani, altro giocatore che ha segnato, almeno da tabellino, l'andata con la Clivense in una delle ultime gare del 2021. Resta in attacco il San Pancrazio, ancora Facincani. Riva, regolare stavolta anche se rude l'intervento da dietro di Latimi. Poi Pasinato, non riesce però a uscire la Clivense. Qui a terra Riva sul contrasto con Facciolo, palla però ancora per i viola. Alili, eccolo qui. Dall'altra parte area di rigore, all'indietro ancora per il numero 11 Righi, non riesce il controllo di tacco. Pasinato, poi Vitale, poche idee in questa fase per la Clivense. Jacopo adesso prova a smentirci De Martis, che però è da solo contro 4, va giù, non c'è fallo, dice l'arbitro. Sì, in questo momento sta giocando meglio il Borgo con vari fraseggi lì in mezzo al campo. La Clivense invece non ha forse ancora trovato gli spazi giusti. Naturalmente sta giocando meglio anche sulla scia di una situazione emotiva e tecnica vantaggiosa. Abbiamo detto, calcio di rigore guadagnato dopo meno di 40 secondi e trasformato poi mezzo minuto dopo da Riva. Naturalmente il modo migliore per cominciare una partita, soprattutto contro la Clivense, che al contrario è una squadra che proprio quando va in vantaggio è difficile da rimontare. Sì, vedremo invece all'incontrario come gestirà questo Attenzione svantaggio. a Inzerauto, che prova a approfittare di una uscita a vuoto di Cardona. Gli sguscia via infatti Inzerauto, palla sul destro, dall'altra parte il destro al volo e la rete bellissima proprio di Olivieri al volo. Il pareggio al 10° minuto, la rimette a posto Giulio Francesco Olivieri. E non è tardata ad arrivare la risposta della Clivense. Qui bravissimo Inzerauto a lavorare questo pallone lì sulla linea dell'auto, e poi Olivieri al volo di destro è riuscito a buttare la palla dentro, con il portiere che forse un po' non se l'aspettava, si è fatto passare proprio la palla sotto le mani. Ma quel che importa è che la Clivense rimette in sesto il match, quindi 1-1, non sono neanche passati 10 minuti, Luca. Sì, davvero spettacolo in questo avvio di gara. Siamo al 10° minuto, 1-1 tra Clivense e Borgo San Pancrazio. Bello il piattone al volo di Olivieri, davvero. Forse il portiere Becchiri non è stato impeccabile, però sai, sono quei tiri di prima che quando impatti sul pallone diventano traiettorie improvvise. Non se l'aspettava evidentemente Becchiri, che ha toccato, non è stato sufficiente. Terzo gol in stagione per Giulio Francesco Olivieri, classe 1995. Attenzione ancora il sinistro, la palla fuori, si scalda anche Inzerauto che mette il mirino sulla porta. E i primi applausi, naturalmente adesso si è rovesciata la situazione psicologica e forse anche tecnica della gara, senza dimenticare comunque la forza soprattutto offensiva del Borgo San Pancrazio. Sì, si è accesa la Clivense. Ora è iniziato anche per la squadra di Allegretti il match. Se abbiamo detto prima, comunque il Borgo galvanizzato dalla rete trovata dopo pochi minuti, adesso invece si inverte il trend, perché ora è la Clivense che comunque vorrà approfittare di questo gol e cercare subito di indirizzare il match. Dicevamo terzo gol in stagione per Giulio Francesco Olivieri, il primo in Coppa, ne ha fatti 2 in campionato. Il giocatore oggi in maglia numero 7. In attacco la Clivense con la rimessa con le mani di Daniele Motta. Vitale, ancora Motta, prova a avventurarsi nel suo solito dribbling, nel suo solito slalom, 1-2 con Inzerauto, poi bello il tocco ancora per Olivieri, ancora lui, non ci arriva Becchiri, 2-1, Remida. Olivieri trasforma in oro tutto quello che tocca.
e questa volta sì che va a esultare Olivieri sotto al north side ai propri tifosi. Dopo il primo gol aveva detto calma ragazzi, ci siamo, adesso invece può liberarsi, perché con questa doppietà ha subito cambiato le sorti del match, quindi Clivense dopo 2 minuti che si porta in vantaggio 2-1. Com'è strano il calcio, com'è imprevedibile, Jacopo. 2 gol in tutta la stagione per Olivieri e poi te ne fa praticamente la stessa quantità, 2 in 3 minuti nella partita più pesante. E che è importante, perché questi 2 gol veramente pesano il doppio rispetto a tutti gli altri che ha segnato fin qui, perché neanche in 5 minuti ha cambiato, ecco, il match. Adesso è la Clivense che si porta avanti, ma attenzione perché non molla. Attenzione ancora in avanti, Pavoni addirittura esce, si avventura, c'è il fallo però da parte di Riva, che stava per giocare un brutto scherzo da dietro a Pavoni, che le aveva anticipato, poi con il solito eccesso, diciamo, di zelo, di autostima, no? Chiamiamolo come vuoi. Pavoni è un giocatore che si piace molto, abbiamo visto addirittura in una rabona sul campo della Virtus nei minuti finali con un rinvio, insomma, così tanto per l'estetica, e ha subito qui il fallo di Riva, che cercava invece di riappropriarsi del pallone per un pallonetto e per un'eventuale doppietta. Naturalmente entusiasmo alle stelle sugli spalti dell'Olivieri, in particolare per il Northside 94. Sì, quindi ora inizia un'altra partita nella partita, perché se dopo 5 minuti dall'Alborgo, ecco, avanti nel risultato anche mentalmente, ora invece è la Clivense che può amministrare. Per la seconda volta su 2 in stagione il Borgo San Pancrazio va in vantaggio su questo campo, ed è comunque un'impresa, va detto, va riconosciuto alla squadra ospite, e per la seconda volta consecutiva, anche se con tempistiche nettamente diverse, viene ribaltata la situazione. Pavoni, rinvio verso Sané, palla che sguscia, arriva in zerauto, la tocca lui, c'è De Martis, attenzione ancora al recupero di Sané, regge l'urto De Martis, palla sul sinistro, poi con l'esterno per Vitale, che ha eseguito un buon accompagnamento, si allunga però il pallone il numero 2, e poi ancora De Martis a lottare come un leone, a recuperare la palla e a conquistare anche il fallo sul pressing irregolare proprio di Alili. Sono queste le giocate che piacciono ai mister e allenatori. Infatti abbiamo visto adesso Allegretti dare il 5, una pacca a De Martis, perché è preziosissimo questo lavoro, dare una mano comunque in difesa e far rifiatare i suoi e guadagnare comunque un calcio di punizione. Lo abbiamo visto molto bene anche sul campo della Virtus. Attenzione a Motta, palla buona, la tenuta in campo Motta, cerca di metterla in mezzo all'indietro, ancora Olivieri a 1 millimetro dal 3-1 e dalla tripletta. E veniva giù lo stadio, perché per poco non ha trovato la tripletta personale, dopo avrebbe offerto una cena a tutti quanti, invece comunque è uscita di poco questa palla, ma comunque la Clivense è ancora lì, ancora in attacco. Dicevamo Jacopo di De Martis, che ha avuto un ruolo fondamentale domenica sera al Gavagnino Cini con il suo ingresso in campo con la squadra in difficoltà. Era in vantaggio di un gol ma in svantaggio di un uomo contro un'ottima avversaria. Lui è riuscito a guadagnare un sacco di punizioni, a tenere il pallone alto, a tenere l'azione lontana dalle zone più pericolose dove stava Pavoni. Sì, una spalla preziosa per Inzerauto, che dopo aver perso il proprio compagno d'attacco Megmedi era un po' da solo, no? In mezzo alle grinfie dei giocatori della Virtus. Invece con De Martis almeno in 2 sono riusciti a tenere su qualche pallone e portare poi il risultato fino alla fine. La ribaltata Giulio Francesco Olivieri in 3 minuti fra il 10° e il 12° dopo il rigore lampo flash di Luca Riva. Prova ancora adesso Pavoni a lanciare in avanti con il petto Cosoletto, Alili un po' alla cieca, ma trova comunque Riva, spinto in maniera irregolare da Castellucci, che adesso ha cambiato idea e si è, se non sbaglio, se non vedo male, legato i capelli. Sì, forse anche un gesto scaramantico. Castellucci comunque deve stare attento, perché per tutto il resto della partita deve, ecco, evitare degli interventi al limite, perché ha già sul groppone una munizione. Attenzione appunto a interventi come questo. Tra l'altro deve evitare non solo gli interventi irregolari, ma anche di cadere in trappole psicologiche come magari provocazioni o falli di reazione, perché comunque la partita è molto sentita, l'abbiamo detto più volte. Il rinvio di Pavoni, da sottolineare, Jacopo, anche nell'azione precedente, la grandissima giocata di Motta, che si è fatto
tutto l'angolo in alto a sinistra, no, del campo, proprio sul lungolinea, forse con palla anche mezza fuori, e si è portato la sfera direttamente in area di rigore, l'ha servita sul piatto d'argento a Olivieri, che per la terza volta con il piattone di prima destro stava per infilare Becchiri. Attenzione al contropiede, Inzerauto, 3 contro 4, arriva anche ancora Olivieri da questa parte. La sterzata di Inzerauto, cerca proprio Olivieri, sulla traiettoria c'è però Facincani che allontana. Sì, qui peccato per Inzerauto perché non è riuscito a servire il proprio compagno, forse ha aspettato un po' troppo, c'era un interessante contropiede. Invece dicevi sì di Motta, che ci ha abituato nell'arco di questa stagione a queste sgroppate, cavalcate sulla fascia sinistra, diciamo uno dei migliori di tutta la Clivense, no, quest'anno Motta. Assolutamente, ricordiamo che si tratta solamente di un 2001, quindi giovanissimo Daniele Motta, uno dei diversi giocatori non veronesi che hanno accettato la sfida e si sono lanciati in questa avventura dalla scorsa estate. Partendo dal casting, nessuno probabilmente avrebbe potuto prevedere un'annata di questo tipo. De Martis non riesce con la testa a spizzare per Pasinato, che invece finora è abbastanza fuori dai radar. Sì, Pasinato che è schierato nel ruolo di trequartista dietro alle 2 punte, però ancora non ha trovato, ecco, lo spunto. Pasinato mentre invece aveva fatto la differenza al Gavagnin, soprattutto nel primo tempo, con tante giocate e soprattutto con il bellissimo gol del 2-0. Sì, messa con quella palla messa a buca d'angolo con il palo, che poi però per sua fortuna, ecco, di Pasinato ha deviato la palla in porta, quindi vedremo, ecco, anche stasera se riuscirà a dare questo suo contributo Pasinato. Alili, verticale, sul pallone c'è ancora Castellucci, sceglie stavolta l'esterno. Poi per Vitale che prolunga, De Martis non ci arriva, anticipato da Cosoleto, ancora il lancio al volo di Facciolo, c'era Inzerauto probabilmente in fuorigioco, ma la palla arriva direttamente al portiere della San Pancrazio, che rinvierà lungo con il sinistro. Sì, il rapporto del portiere del San Pancrazio, ecco, non irresistibile, no, nei 2 interventi su Olivieri, perché sì, è stato bravo Olivieri comunque a trovare la porta, ma ecco, diciamo che non erano impossibili come parate. 2 giocatori a terra, sono Tenuti e Righi, sono venuti a contatto in modo assolutamente fortuito, poi il rinvio sbilenco di Elatimi che ha messo d'accordo tutti concedendo la pausa, visto che il pallone è uscito. Si rialza Tenuti, che a sua volta, dobbiamo ammetterlo, da 2 partite si sta sacrificando, perché tutto è quel ruolo lì tranne che il suo. Sì, il ruolo di terzino comunque, ecco, richiede corsa per tutti i 90 minuti, quindi comunque fino adesso, ecco, non ha sfigurato, anzi. Facciolo, controllo così, infatti perde il pallone, non ha iniziata bene la partita di Loris Facciolo, qualche imprecisione a cui non siamo abituati. Castellucci, stop di petto e rilancio, anche se un po' sbilengo dalle parti di Inzerauto, anticipato da Cosoleto. Cardona chiama Righi e si fa perdonare questa volta Facciolo con il recupero, anzi era Castellucci, uno comunque dei pezzi forti del suo repertorio. Piattone di Pavoni, non precisissima comunque la Clivense in questa avvio di gara. Siamo già al 21esimo, è davvero volato il cronometro, perché tra il secondo minuto e il 15esimo è successo veramente di tutto. Vediamo nel frattempo una notizia, che la partita del Vestellanova contro il Baldo Junior Team, l'altra semifinale, non è iniziata alle 20:30 come da programma, ma inizierà alle 21, o è iniziata alle 21, ancora meglio, visto che siamo ben oltre le 9 di sera. Si arrabbia nel frattempo mister Allegretti in panchina, al di là del risultato non credo che sia soddisfatto di questo avvio della sua squadra. Sì, prendere un gol a freddo così, ecco, nessun allenatore sarebbe contento, poi però sicuramente si sarà messo più tranquillo, ecco, vista la reazione da parte dei suoi giocatori. Adesso però devono stare attenti, ecco, a non commettere più questi errori. Pavoni, Elatimi, Facciolo, giro palla per Castellucci, ancora preso in controtempo Inzerauto. Castellucci per Pavoni, un po' troppo nello specchio della porta. Pavoni comunque con molta calma, allunga per Elatimi, e il San Pancrazio in questa fase, vedete, pressa in maniera anche abbastanza efficace, resta in questa zona del campo la squadra oggi guidata da Roberto Rizzo, con le mani Tenuti per De Martis.
duello aereo con Righi, poi Riva tallonato dai Latimi che non gli concede di girarsi, poi ottimo lavoro del difensore marocchino, trova anche Vitale che deve stare attento a non perdere il pallone in quella zona del campo, operazione riuscita in parte. Sì, chiama la calma Vitale un attimo. Ha rischiato Sì, comunque sì. perché si è avventurato davvero in mezzo a tre, per sua fortuna il secondo lo ha falciato, viene a battere come di consueto addirittura Pavoni. Castellucci allarga le mani, un gesto eloquente per sottolineare la difficoltà comunque di questo avvio di gara della Clivense nella fase di impostazione. Motta finta di corpo e poi punta i suoi avversari. Arriva Inzerauto, ancora Motta e Vitale, ma la palla la prende Riva. Inzerauto a lottare e a finire quasi dentro la sua panchina, c'è calcio di punizione. Sì, una fase di lotta e grinta in mezzo al campo. Come avevo detto, queste due squadre qui non si tirano certo indietro, quindi anche questa sera non molleranno di un centimetro. L'abbiamo detto anche domenica nella partita con la Virtus, le squadre che affrontano la Clivense devono giocare così, perché comunque sul piano tecnico forse la Virtus è stata una delle più equilibrate, no? Da questo punto di vista, però sul piano tecnico hanno tutte qualcosina in meno, anche forse sul piano individuale. Forse dove paga a volte ha pagato la Clivense in questa stagione comunque quasi perfetta finora è stato sul piano atletico o comunque fisico. Nel momento in cui le squadre la pressano va un po' in difficoltà e comunque non le lasciano il tempo dell'idea di gioco. Questa è la missione un po' del San Pancrazio, che tra l'altro gioca per l'appunto esattamente in questa maniera. Eccolo Pasinato, buon lavoro, poi il destro verso Tenuti, palla altissima però quasi ingovernabile, è uscita ed è bianca. Siamo oltre la metà del primo tempo, il risultato vede la Clivense in vantaggio per 2-1 con la doppietta di Olivieri che ha ribaltato il gol di Riva. E Latimi verso De Martis in area, De Martis con il petto, pensa sicuramente alla rovesciata, ancora Facciolo che allarga per Motta, Un po' corto. la prende comunque lui, poi Inzerauto ad anticipare tutti e a commettere fallo perché passa praticamente sopra. Sì, c'è un altro giocatore a terra. Si tratta di Alili, il fallo comunque era stato invece sul numero 8 se non sbaglio Marchetto. Ha guadagnato nel frattempo una ventina di metri il San Pancrazio, come viene fatto diciamo coloritamente notare da qualche tifoso. Vediamo l'arbitro se anche lui se ne è accorto. Va a parlare col Problemi giocatore. seri per Alili, non si alza più. Un colpo forse alla testa, sì. È stato nel duello aereo di prima con Motta, che Sì. comunque non è sicuramente un peso piuma. No, direi di no. Una sorta di mini Javier Zanetti, Daniele Motta. Sì, ti piacciono i paragoni importanti. Beh, insomma, il fisico, la muscolatura, la corsa, la progressione ce l'ha. È chiaro che si tratta di un giocatore di terza categoria, però è bello anche fare questi richiami, tanto per far capire anche un po' la stazza, la muscolatura di questo terzino sinistro che è stato, come detto, uno dei protagonisti della stagione. Rinvio subito da parte di Cosoleto, la prende Tenuti di testa, poi arriva Elatimi, ancora arriva, fermato ancora dell'Elatimi in maniera regolare secondo l'arbitro. Sané, Facincani, verticale per Righi, in mezzo a due, ha ragione lui, gran numero, arriva però Castellucci, De Martis di sponda per Pasinato, un po' alla cieca per Inzerato, fermato anticipato. Alili che si è evidentemente ripreso. Facincani, controllo a seguire e destro per Riva che è evidentemente il cervello davanti della squadra maglia viola. Guardate, li scarta tutti, alla fine è Olivieri a fermarlo in un ripiegamento difensivo. Dobbiamo dire a Jacopo una cosa interessante: Olivieri ha segnato 2 gol, è oggi finora il giocatore che sta decidendo la gara. Attenzione, Qui c'è un fallo fischiato, vediamo per chi, contro
il San Pancrazio, perché secondo l'arbitro è arrivato prima sul pallone Tenuti. Dicevamo, Olivieri ha fatto 2 gol dopo 3-4 partite in cui si era sacrificato a sua volta e giocava terzino. Sì, anche contro la Virtus comunque abbiamo visto adattarsi in più ruoli, e Allegretti gli ha chiesto, no? Forse ha letto anche nelle sue caratteristiche questa disponibilità comunque a fare un passo indietro rispetto al ruolo di mezzala, e comunque lui l'ha fatto sempre molto bene, quindi sì, si è sacrificato, ma quel ruolo lì lo può fare. Oggi però ritorna nel suo ruolo abituale, e infatti si vede anche da quello che ha dato fino adesso. Beh, sicuramente un giocatore duttile oltre che utile, e anche che si sacrifica, e in questo caso è stato tremendamente concreto ed efficace. Facciolo trova in qualche modo Pasinato, poi Sané con un intervento al limite, E qua mi sa che ci sarà e anche qua il cartellino credo sia d'ufficio per il numero 6. Vediamo se Ramanzini si limita a fargli quello che gli suggerisce il cognome, perché un arbitro che ha un cognome del genere, sì. Insomma, Fate la servita su un peso d'argento. è stata brutta però l'entrata su De Martis, a piedi uniti sull'uomo, nonostante ci fosse in mezzo anche il pallone. Però sono quegli interventi che insomma uno apre il manuale del calcio, se non ricordo il numero della regola, però il giallo è proprio obbligatorio. Sì, e invece viene graziato Sané, che comunque ha il merito, dobbiamo riconoscerglielo, di andare ad assicurarsi, a sincerarsi delle condizioni di De Martis. Deve essere la regola numero 5, ma non sono sicuro, no, sto scherzando, però sì, è un intervento proprio al limite. Qui l'arbitro si è fatto capire con i gesti che non tollererà più altri interventi del genere, quindi qua non è scattato l'ammonizione, ma gliel'ha promesso per un altro prossimo possibile intervento. Deve uscire dal campo Christian De Martis, perché è stato necessario l'intervento del massaggiatore, quindi Clivense per qualche istante in 10 contro 11. La palla ce l'ha comunque sul destro Loris Facciolo, mentre Inzerauto si decentra sulla sinistra. Da quest'altra parte invece c'è proprio Olivieri. Vediamo la scelta di Facciolo, che premierà a mio avviso l'incursione di Elatimi in alto sul schermo marcato a uomo da 2 giocatori. Eccolo lì il pallone proprio per lui, non la prende però il 5 Alili. Poi Inzerauto in aria, serie di finte ubriacanti, si resta lì al limite, e la Timi alla fine protegge il pallone, si accontenta dell'out, mentre può rientrare Christian De Martis, per fortuna senza particolari zoppie. Sì, quello più dolorante dell'uomo della Clivense è Castellucci, che più volte ho notato che si tocca un dito della mano destra, probabilmente nell'intervento, no, che poi ha portato al rigore del Borgo, cadendo forse ha appoggiato male la mano. Altra bella azione nel frattempo sulla sinistra di Motta, particolarmente ispirato, nonostante in quella zona del campo ci sia una densa, fitta presenza di maglie viola. Eccolo Castellucci che chiede la collaborazione di Elatimi. Palla nel posto meno pericoloso possibile. Rinvio di Pavoni a cercare ancora De Martis. La prende lui, bella la spizzata per Inzerauto, che non riesce a controllare, gli è rimasta indietro la palla. Poteva andare in porta Kevin Inzerauto con questa meravigliosa azione che più volte abbiamo visto nella stagione. Rinvio di Pavoni, spizzata di De Martis, attenzione all'altra parte, ancora Pavoni. Sì, sempre molto preciso De Martis in queste spizzate, no, per il proprio compagno, che gli parte subito alle spalle. Qui per poco non è arrivato Inzerauto sul pallone. Anche bello da vedere, no? Christian De Martis in questi stacchi aerei da basket in terzo tempo, riesce ad arrivare sempre bene sul pallone, a indirizzarlo con precisione. Ha fatto anche 2 o 3 gol di testa, tra cui quello importantissimo che non finiremo mai di sottolineare e che abbiamo un po' battezzato come il gol della vittoria del campionato, quello nella finale a Montorio contro l'Atletico Squarà. Alili, doppio dribbling, tiene il pallone, resta nel cerchio di centrocampo ancora una volta su Pasinato. Alili. Sì, Pasinato è rimasto un po' lì, così, sul posto. Poi tocco meraviglioso sulla destra, non riesce però a tenerla in campo il compagno di squadra. Si prende evidentemente le parole di Alili, che prima gli aveva chiesto di scattare prima, e poi insomma sicuramente non sarà rimasto soddisfatto di un controllo così approssimativo che ha reso vana la sua azione personale. E la Timi. Siamo al 32esimo. Altro pallone alto da stoppare per Tenuti, che comunque con grande calma si libera di Righi. Bravissimo qui Cosoleto a troneggiare per vie aeree su De Martis.
Bello anche il 5-3-2. Sì, c'è intesa tra loro. Bello, bello, queste sono le cose che vogliamo vedere, nonostante ci sia, lo abbiamo detto 1000 volte, una posta in palio alta, soprattutto sul piano agonistico. Squadre che ci tengono a superarsi a vicenda, motivazioni altissime, forse per assurdo quasi più per il San Pancrazio. Jacopo, la Clivense abbiamo detto fa il suo campionato, fa la sua stagione a parte, vuole vincere tutto, gioca giustamente per vincere ogni partita. Il San Pancrazio si è un po' autoeletto quest'anno giustamente un guastafeste della Clivense. Sì, ha avuto il merito, come dicevi, di tenere vivo, no, per gran parte della stagione il campionato, fino a quando poi non si è reso alla marcia trionfale della Clivense, ma il Borgo, che ormai non ha più nulla da perdere, ha questa seconda chance, ecco, questa seconda via per arrivare in seconda categoria, quindi deve giocarsela fino in fondo. Era partita fortissimo la squadra ospite, poi è stata gelata dalla 1-2 micidiale di Olivieri, che ha ribaltato tutto nel giro di 3 minuti, ancora prima del quarto d'ora del primo tempo, e dopo si è forse un pochino, non dico spenta, però ha abbassato il baricentro e anche la spavalderia è un po' scesa. Naturalmente è una squadra dotata di qualità che possono riequilibrare il match e controribaltarlo in qualsiasi momento. Non ha fretta sicuramente la squadra ospite. Il problema di quando segni con la Clivense troppo presto è questo, no? Che dopo hanno tanto tempo loro per rimediare. Sì, non puoi chiuderti con 90 minuti da giocare, perché sennò prima o poi un pallone entra in porta, quindi sì, la partita è ancora lunga, però è ancora lunga anche per poterla riaprire comunque per il Borgo. E non a caso infatti il Borgo aveva vinto su questo campo la partita di dicembre, al contrario segnando proprio quando non c'era più margine di recupero per la Clivense, quindi nei minuti finali, con un rigore e un calcio di punizione se non sbaglio. Esatto. E quella è stata anche la forza e la bravura della squadra ospite in quell'occasione, perché è rimasta, ed era dicembre, lo ripeto, l'unica partita persa finora dalla Clivense in 33 conquiste giocate in campionato, anzi in stagione, comprese Coppa e le due finali di titolo provinciale. Facincani, Righi di prima, non restituisce l'1-2 Marchetto, che lo fa poi in un secondo momento, palla lunghissima, però non credo che l'11 la raggiungerà. Buona notizia anche per Tenuti, che si era lanciato all'inseguimento proprio del suo diretto avversario. Ecco, la fortuna oggi di Tenuti è che non ha forse un giocatore velocissimo da marcare. Sì, non c'è il Berghi di turno, no? Il Berghi che abbiamo visto domenica della Virtus, che ha messo in serie difficoltà Tenuti, invece oggi lì sulla fascia è un giocatore che comunque, ecco, non dovrebbe impensierirlo da quel punto di vista. Bastava anche un Riva, senza esagerare, sì, perché è stato Riva a guadagnare il calcio di rigore vincendo in velocità la fuga con Castellucci, che peraltro in quell'azione era in vantaggio. Palla messa fuori perché c'è Inzerauto, credo a terra, sì, per lo scontro precedente. Naturalmente osservato speciale Kevin Inzerauto da parte della retroguardia del Borgo San Pancrazio. Per lui 31 gol in stagione, 24 in campionato, miglior marcatore della categoria, 5 in Coppa Verona finora e 2 anche nelle finali, più il calcio di rigore che ha deciso appunto la finale, uno di quelli che ha deciso la finale, che non va conteggiato nelle marcature stagionali, però lo ricordiamo sempre. Facciolo, bello il lancio per De Martis, anticipato benissimo stavolta, poi Pasinato non riesce a penetrare per vie centrali la Clivense, e la Timi non si fida e torna da Pavoni, che chiama ancora il giocatore marocchino, gli restituisce il pallone, ancora la Timi, rincorso da Piva. Olivieri di prima intenzione per Pasinato, palla lunga ma c'è De Martis, colpo di tacco interessante, un po' impreciso qui però, bella l'idea. Ancora bello scambio, c'è Piva trattenuto e qui ci sarà il giallo, credo. Solo una viene graziato, sì, anche Facciolo, così come era stato graziato, insomma il giocatore, forse è proprio questo che sta indicando, sì, l'arbitro, avete visto, ha detto ho graziato il primo giocatore che era Sané nell'intervento precedente. Ecco, devo dire che sono entrambi da giallo, assolutamente da regolamento, un po' più cattivo il primo, almeno più pericoloso. Questa è una trattenuta chiaramente, certo, però se non ha sanzionato uno è giusto non sanzionare neanche l'altro. È un metro sicuramente equilibrato da parte di Ramanzini. Sul pallone c'è
Alili con il numero 7, abbastanza inconfondibile per capigliatura e scarpa bianca. 5 giocatori del San Pancrazio al limite dell'area contro 7, se non sbaglio, della Clivense più Pavoni. Eccolo Pavoni, attenzione, si scontra con Castellucci, Riva in area, la mette in mezzo e poi il tocco e la rete, il pareggio di Piva, se non sbaglio, vediamo se forse è stato un altro giocatore, e il San Pancrazio la riporta in parità. Adesso vedremo con esattezza il nome del marcatore, devo vedere il numero da questa postazione, facciamo un po' fatica, sì. Chiediamo scusa. È stato un po' un pasticcio però lì all'interno dell'area piccola della Clivense con Pavoni e Castellucci che si sono quasi scontrati, quindi non è riuscito ad allontanare bene la palla all'estremo difensore della Clivense, con poi il Borgo che è rimasto lì in attacco, Pavoni che era forse un po' fuori dalla porta. Il sorriso liberatorio proprio di Marchetto, che quindi al 38esimo rimette le cose in parità. Lo avevamo detto, la squadra ospite ha nelle corde la possibilità, le capacità per pareggiare anche quando magari sembra un po' sopita, un po' dormiente, e la Clivense oggi, diversamente da quanto le era capitato in varie volte nella stagione, ha fatto 2 errori, li ha pagati tutti e 2. Sì, un po' disattenta la squadra di casa in fase difensiva, come di leggera. solito sì, non accade durante le proprie partite, e anche qui una mezza incomprensione fra Pavoni e Castellucci. Attenzione, nel frattempo è scattata la munizione per l'11? No, forse il 9, guarda che si sta appunto lamentando con il direttore di gara. Mi sembrava il 9 Piva. Adesso naturalmente ancora clima più frizzante, è partita che si è riaperta nuovamente e sì, ti confermo che era il numero 9. Grazie a Jacopo Segalotto. Per Marchetto è il primo gol stagionale, ha scelto davvero il palcoscenico e la serata più importanti. Sul pallone c'è intanto Facciolo che sembra intenzionato a tirare in porta, siamo penso sui 35 metri, invece un traversone per Elatimi che la tocca, si resta lì e poi viene allontanata la sfera. C'è Sani che può lanciare il contropiede per Piva, se la allunga e cade da solo. Vitale a gioco facile, ancora Piva, guardate, indemoniato. Poi Pavoni la mette fuori perché credo ci fosse un giocatore a terra. No, è stato proprio un errore proprio. Sì. Forse pensa ancora all'errore di prima e non è concentrato. Sì, nel primo caso, nel primo gol del San Pancrazio è stato, diciamo, una leggerezza lasciare Castellucci da solo sul marcatore e lui ha perso semplicemente il duello in velocità e poi ha causato il calcio di rigore. In questo caso si sono proprio scontrati 2 giocatori della Clivense. Ancora Pavoni, subito il rilancio immediato per Inzerauto, vediamo se riesce ad anticipare il suo marcatore. Operazione riuscita, poi cerca di prendere il pallone Cosoleto, ancora Inzerauto, serie di finte, cerca lo spazio soprattutto andando all'indietro. Arriva Olivieri che la riesce a mettere in mezzo per Pasinato con il destro, l'esterno per Vitale, palla un po' lunga. Ha recuperato posizione il San Pancrazio e Vitale fa la cosa peggiore possibile, ovvero affretta con il piede non suo il traversone. Poteva girarsi e tornare indietro naturalmente. Sì, frettoloso qui Vitale, come prima Pavoni quando si è liberato di quel pallone ma in modo impreciso. Ha subito forse un po' il colpo, no? Adesso la Clivense, questo pareggio. Siamo contenti comunque, Jacopo, finalmente di poter raccontare dal punto di vista del tabellino della cronaca tanti avvenimenti e di lasciare abbastanza intonso invece il tabellino per quanto riguarda le sanzioni disciplinari. Almeno finora abbiamo visto 2 gialli per falli di gioco, insomma situazioni gestibili da parte del direttore di gara, ma lo spettacolo è sicuramente tecnico in campo. Come è bello questa uscita con il pallonetto da parte di Righi, lancio lungo per Riva, in vantaggio c'è Elatimi, attenzione, rischia ancora Elatimi, lo tocca e un altro rigore e qua rischia su ultimo uomo che era indirizzato in porta. Vediamo di che colore è il cartellino. No, ha detto di no l'arbitro, è giallo sicuro, sì, vedo anche dalle reazioni dei giocatori. Forse stava un po' uscendo il giocatore, però un'altra ingenuità davvero. E Latimi aveva il pallone, di testa ha provato a giocarla per Pavoni, si è accorto che era corto il suo retropassaggio
e poi ha completato la frittata andando anche in scivolata in ritardo su, credo, Piva, che è rimasto giù. Eccolo qui che si rialza con calma, credo stia addirittura scambiando qualche chiacchiera con il Northside Piva, e allora si rinnova questo duello dagli 11 metri al minuto 42 con un primo tempo davvero da fuochi d'artificio. Se non sbaglio il quarto rigore su 3 partite per il Borgo contro la Clivense. Ancora Riva contro Pavoni. Il destro di Riva, il cucchiaio addirittura, e il 3-2 del San Pancrazio che va in vantaggio, con Riva che esulta in modo forse un po' provocatorio sotto il Northside, ma comunque la squadra ospite è avanti, la contro ribaltata, e adesso la Clivense deve naturalmente far fronte a tutte le sue capacità, tutta la sua forza anche psicologica. L'abbiamo detto nel prepartita, no? Nel momento in cui è rimasta in difficoltà è stata brava la squadra di Allegretti a tenere il sangue freddo. Questa sera è la sera perfetta per continuare a dimostrare questo trend. Ma che partita fino qua, perché veramente si è ritornati un po' da capo, perché adesso è di nuovo la Clivense a inseguire con un gol di differenza, quindi prima il Borgo, poi la Clivense sorpasso e ora di nuovo il controsorpasso degli ospiti. Ma veramente sì, la Clivense soprattutto in difesa, ecco, ci ha abituato di meglio, perché anche in questa occasione, ecco, la team si è fatto un po' sorprendere dalla velocità dell'avversario, poi ha commesso questa grossa ingenuità. Sono una dopo l'altra queste ingenuità che pesano sul risultato. Sì, e cresce ulteriormente la proporzione, la percentuale, il peso specifico dei gol del San Pancrazio realizzati in questa stagione alla Clivense, perché praticamente su 15 stagionali ne ha fatti addirittura 6 la squadra del Porto, 3 in questa, naturalmente 2 in quella di dicembre, 1 in quella di aprile. Tutto da rifare per la Clivense. Facciolo di testa a Lili. Ancora Facciolo in mezzo a 2, riesce a trovare De Martis, controllo con il tacco, poi messo giù, calcio di punizione da posizione, questa volta interessante. Vediamo se ancora Facciolo a riprovarci, qui può sicuramente tirare in porta. Sì, ci ha abituati lui appunto da lì anche a trovare la rete, come fatto sempre da quella, più o meno quella Mantonella contro Ian Boyd, sempre in coppa, quindi sicuramente qui andrà direttamente in porta. Siamo sui 20-22 metri, in posizione centrale perfettamente rispetto alla porta di Bechiri, con il cronometro che dice che siamo a 30 secondi dal 45esimo, quindi sarebbe davvero importante per la Clivense riuscire a riagguantare ora il gol del pareggio. Sono 2 i minuti di recupero nel frattempo, se abbiamo visto bene le dita del direttore di gara decretati, quindi si giocherà per 2 minuti oltre il 45esimo. Loris Facciolo con il destro, 2 passi di rincorsa, eccolo in porta, la palla che forse è entrata, è entrata, è gol. L'arbitro dice di no, viene adesso assolutamente assalito dall'intera squadra ospite, e ovviamente serve a poco, perché l'unico che può avere voce in capitolo potrebbe essere magari il portiere, però insomma quando la palla rimbalza sulla traversa, ti tocca la schiena e va insomma sulla linea di porta, tante volte sì, non sapremo mai, perché qua non abbiamo la goal line technology, non c'è, qui purtroppo l'arbitro ha preso una decisione e Facciolo ha segnato il 3-3 proprio come dicevamo al 46esimo, con questo calcio di punizione beffa per il portiere Bechiri. Qui Bechiri però ancora una volta protagonista in negativo, perché questo pallone gli è proprio scivolato dalle mani, poi è ribalzato lì, è andato tra l'altro era abbastanza centrale, era in traiettoria, quindi l'ha allungato un po' all'insù alla palleggio di pallavolo, l'ha mezzo lisciato e la frittata lì era fatta. Ormai non poteva più farci niente, anche poi possiamo dire anche sfortunato, perché la palla gli è rimbalzata addosso e poi è andata verso l'interno. Però se l'arbitro ha decretato gol, vuol dire che comunque in qualche modo ha visto, poi logico non potremo mai avere la certezza, però quel che conta è che di nuovo si torna al centro del campo per il 3-3. Pazzesco, amici sportivi, 3-3. Noi speriamo che stiate veramente guardando e gustandovi questa gara meravigliosa che vi stiamo trasmettendo grazie ad Avelia, mentre la team rischia un po'. Ancora Facciolo ha toccato con la mano.
infatti chiede scusa. Per Facciolo abbiamo detto il quinto gol stagionale, il terzo in Coppa, più 2 in campionato, insomma uno score di tutto rispetto per il giocatore padovano che ha superato i 90 gol in carriera. Giocatore d'esperienza. D'esperienza e d'eccellenza, Sì. anche visto che ha portato le sue squadre spesso in quelle zone, in quelle categorie. Sul pallone attenzione, perché c'è una situazione simile dall'altra parte con Alili che può provare da lì a impensierire Pavoni, che ha di fronte a sé una nutrita barriera. Parte con il destro Alili, pallone fortissimo, e Pavoni, a differenza del suo omologo dall'altra parte, la blocca senza problemi. Sì, qui che chiama la calma Pavoni, ormai dovrebbe fischiare la fine del primo tempo. Ed è così. Eccola qui, quindi amici sportivi, uno spettacolare 3-3 a fine primo tempo tra Clivense e Borgo San Pancrazio. Giusto il tempo di ricordarvi la successione delle marcature dopo più o meno 90 secondi di gioco. Su calcio di rigore il vantaggio ospite con Riva, poi la doppietta flash di Olivieri al 10° e al 12° a ribaltare tutto, il nuovo pareggio al 38° di Marchetto, il controsorpasso firmato ancora su calcio di rigore da Riva per il 2-3 al 42° e poi proprio in chiusura di tempo su punizione con il mistero del pallone dentro o fuori dalla linea, ma il direttore di gara ha deciso che era dentro, il 3-3 di Loris Facciolo. A te Jacopo per un breve commento di fine primo tempo. Sì, c'è un po' di tutto, uno dei primi tempi più elettριzzanti di tutta la stagione, con le due squadre che si sono inseguite a vicenda. Prima è andata via il Borgo, poi è stato ripreso dalla Clivense, la Clivense che l'ha ripresa, il Borgo che l'ha ripresa, e adesso ci aspettano altri 45 minuti per vedere chi delle due riuscirà a avere la meglio. Allora ci fermiamo amici sportivi, naturalmente rientriamo subito con le interviste direttamente dalla tribuna. A tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Semifinale di Coppa Verona tra la Clivense e il Borgo San Pancrazio. Siamo con Emiliano Martinelli di Calcio Time. Emiliano, allora, ma che partita stiamo commentando? Una partita incredibile, qua probabilmente la posta in palio ha indotto le due squadre a veramente metterci qualcosa in più, anche se comunque non si sono mai tirati indietro in nessuna occasione, ma veramente è un botta e risposta impressionante, stanno regalando spettacolo. C'è stata quella fase di stallo, no, dopo il vantaggio della Clivense, il 2-1, però veramente primo quarto d'ora e ultimo quarto d'ora incredibili.
penso che la gente si stia divertendo tanto. Senti, c'è un equilibrio pazzesco e questo va diciamo dato merito soprattutto al San Pancrazio, perché poche sono state quest'anno le squadre che hanno tenuto i ritmi della Clivense. Qual è secondo te il fattore che può spezzarlo questo equilibrio? Sarà una cosa tecnica o psicologica? Ma io direi più psicologica, perché partite come queste si giocano veramente sul filo dei nervi, per cui credo che a livello tecnico non ci sia nessuno che possa magari deciderla più di qualcun altro, però quindi appunto gli animi si sono scaldati adesso anche a fine primo tempo come era prevedibile, quindi penso che chi riuscirà più a mantenere i nervi saldi la farà da padrone. Un'ultima battuta, tu stai facendo il tuo pezzo per il tuo sito, hai già finito i caratteri? Praticamente sì, ormai sono arrivato a una trentina di righe, per cui posso già chiudere qua. E non sarà semplice nemmeno compilare il tabellino per gli highlights, perché qualcosa andrà tagliato, a meno che non finisca così, ma alla peggio ci sarebbero i rigori. Grazie Emiliano Martinelli di Calcio Time e torniamo tra poco con un altro ospite. In onda con Roberto Pintore di Pianeta Calcio, buonasera. Buonasera anche a voi. Diciamo che forse stasera se vediamo una Clivense in una veste diversa, perché comunque dopo neanche 2 minuti subito sotto, e poi un Borgo che anche quando poi è stato riacciuffato ha avuto il modo comunque anche un'altra volta di andare nel controsorpasso, però la Clivense in un modo o nell'altro è riuscita a riprenderli. Hai detto una cosa giusta, però direi che è una partita giocata a grande livello fra due squadre che si sono arrivati qua, dimostrano di essere davvero in forma, 2 attacchi importanti, una Clivense che ha saputo tornare prepotentemente in partita, la squadra avversaria non molla, non so il secondo tempo quante scintille, quante emozioni ci farà assistere. Sì, perché abbiamo visto anche in campo adesso, no, negli ultimi minuti, ci stanno scaldando gli animi, no? C'è stata qualche decisione, anche il Borgo lamentava comunque il gol, no, che ha subito lì su calcio di punizione. Che secondo tempo ti aspetti? Altri 6 gol oppure forse dovranno stare un po' più attente le due squadre? Ma non so quanti gol mi posso aspettare, però saranno 2 squadre che non giocheranno a corte assolutamente, giocheranno una gara a viso aperto, determinata fino alla fine. La posta in palio me lo insegni, è davvero importante. Però sono 2 squadre che secondo me possono avere qualche colpo di biliardo nella ripresa, perché dispongono di elementi di grossa capacità, soprattutto in chiave offensiva a mio parere. E quindi non ci resta che scoprirlo, e per farlo rimanete quindi sintonizzati qui per il secondo tempo di Clivense Borgo San Pancrazio. Ecco, allora abbiamo sentito la voce di 2 colleghi, naturalmente anche la tribuna stampa, insomma, importante questa sera per raccontarvi questa semifinale che sta tutto tranne che deludendo le attese. Non ci aspettavamo senz'altro, Jacopo, questo tipo di primo tempo, forse una cosa più a scacchi, più equilibrata sul piano tattico, invece qua giocano tutti per fare gol e ci riescono. Sì, una delle più belle partite che abbiamo visto durante questa stagione, ma già contro la Virtus era stato un bel match, oggi sono stati addirittura più gol, ci sono state alcune disattenzioni, no, da parte della Clivense che di solito non ci aspettiamo. Vediamo adesso nel secondo tempo cosa succederà. Ok, secondo tempo che inizia tra poco, noi rientriamo in cabina. Nel frattempo l'intervista realizzata proprio alla fine del primo tempo a Filippo Pavoni. Tutti si aspettavano una partita difficile, è una partita difficile che siamo riusciti a riprendere con una punizione all'ultimo. Sì, ha fatto una gran punizione Loris, ma per il resto alla fine ci siamo complicati la vita da soli, i 2 rigori errori nostri, l'uscita che dopo abbiamo preso gol errore mio, quindi alla fine abbiamo fatto tutto noi, sia i gol loro che i nostri. Entreremo secondo tempo con un'altra mentalità sicuramente. Ecco, scusa, cosa serve adesso? Ma semplicemente resettare quello che è successo, ripartire 0-0, che alla fine è così, e portare a casa il risultato. Grazie. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming.
Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Di nuovo insieme amici sportivi per il secondo tempo, tutto da seguire di Clivense Borgo San Pancrazio. Nel primo è successo veramente di tutto, 3-3 il risultato con vantaggio flash su calcio di rigore del Borgo, poi il sorpasso con la doppietta in 3 minuti di Olivieri della Clivense, poi il controsorpasso del Borgo San Pancrazio e tanto per cambiare la polemica alla fine per il 3-3 di Facciolo con palla dentro o palla fuori sulla linea. Tutto pronto comunque per il secondo tempo con l'arbitro Ramanzini che ha il fischietto in bocca, il cronometro pronto e decreta l'inizio di questa ripresa, tutta da seguire. Buon divertimento amici sportivi. Motta con Castellucci che cerca e trova Pasinato, aggancio infelice ma c'è Inzerauto, riesce a servire Olivieri, palla lunga per De Martis che è in fuorigioco. Questo si vedeva molto bene anche senza tecnologia, infatti non accenna alla protesta il giocatore numero 11 Jacopo Segalotto della cronaca di Verona. Bentornato, siamo qui con ancora negli occhi le emozioni del primo tempo. Sì, siamo qui perché non vogliamo perderci i prossimi 45 minuti, perché se saranno sulla stessa scia del primo tempo ci aspettiamo sicuramente una grandissima partita. Due squadre che non vogliono mollare di un centimetro, sanno che la posta in palio è altissima e quindi colpo su colpo hanno risposto fino adesso. L'augurio naturalmente è che questa ripresa vada sui binari del primo tempo, non solo per quanto riguarda il piano tecnico diciamo e quello emotivo, ma soprattutto su quello disciplinare agonistico, perché è stato con toni giustamente accesi ma mai sopra le righe, sicuramente in maniera gestibile rispetto a quanto magari si potesse temere nel prepartita. Castellucci, verticale per Pasinato, altro errore del 10 oggi non particolarmente ispirato. Vitale deve difendere il pallone, glielo soffia invece alle spalle Piva che ha guadagnato il rigore del 3-3. Alili, sempre non veloce ma sempre molto preciso nelle sue giocate, stavolta cerca e non trova Righi dall'altra parte ma c'è Riva, 1 contro 1 con Tenuti, forse anche un calcio di punizione, altro errore qui da parte di Tenuti nell'1 contro 1, è più veloce Riva e ancora una volta non siamo andati al raddoppio. Sì, sappiamo comunque Tenuti potrebbe soffrire queste sgroppate, no, sulla fascia, quindi ha provato, no, in qualche modo a fermarlo, però ha commesso fallo. La Clivense che deve stare più attenta in fase difensiva di quanto è successo nel primo tempo, perché possiamo dire che su 3 errori commessi è stata punita per 3 volte, quindi non può più permetterselo. È verissimo, allo stesso modo dobbiamo dire Jacopo per onore di cronaca, 3 gol della Clivense, 3 interventi tutt'altro che puliti da parte del portiere ospite Bechiri. Esattamente, sì. Sul pallone sempre Alili con il destro a rientrare, mentre Sané chiama il pallone, cerca la diagonale sul secondo palo, palla tagliata che sguscia pericolosamente davanti alla porta di Pavoni, va dall'altra parte, c'è corner e come successo nel primo tempo il San Pancrazio parte con il piede ben pigiato sull'acceleratore. Arriva Piva da questa parte a buttarla nel mucchio. Traversone messo fuori da De Martis, attenzione a Alili, cerca lo spazio per il sinistro, colpisce addirittura un suo compagno di squadra, si tratta di Sané, l'arbitro invece la vede male, vediamo come va a finire, qui era nettissimo il tocco di Sané. Attenzione, stava per battere a sorpresa ancora Piva, palla lunga con lo stacco di Castellucci, Righi tocca con la mano, stop imperfetto. Arriva Pavoni per il lancio lungo. nel frattempo invece nell'altra semifinale fra Vestra Nova e Baldo Junior Team le due squadre sono ancora sul punteggio di 0-0. Molto equilibrata quindi la partita tra le due squadre lessinesi. Piva cerca di allungarsi con Motta, davvero una sfida improba contro il velocissimo numero 3 di Allegretti. Pavoni cerca e trova Facciolo che però non impatta bene sul pallone, allora Sané per Righi, Alili sbaglia lo stop e questa è una notizia. Sì, glielo si può concedere, comunque fra i migliori lì in mezzo al campo per il Borgo, comunque le sue doti tecniche. C'è già un cambio. Sì, esce l'11.
Se ho visto bene entra il 16, però dovrà togliersi necessariamente la casacca. Aspetta un attimo. Esce Righi, che non è stato sicuramente brillante come i suoi compagni di reparto. Al suo posto quindi Cambioli, che evidentemente è un giocatore di stampo offensivo. Rinvio con le mani intanto di Olivieri, poi Vitali alle spalle di Alili che subisce il colpo. Sané allarga e dà respiro a Facincani, un po' sparito dopo un avvio scoppiettante. Poi incespica sul pallone Riva. Tenuti cerca il lancio per Inzerauto che aggancia, poi però fa ottima guardia su di lui Zoccatelli. Ancora Tenuti, altro lancio, c'è Cosoleto in vantaggio, eccolo qui il colpo di testa. Poi Pasinato, ancora Cosoleto, rinvia senza troppi fronzoli, attenzione al velocissimo Riva che trova anche la verticale per Piva in aria, la verticalizzazione, attenzione! E proprio Cambioli si mangia il gol del 4-3 dopo 6 minuti. Sì, qui Cambioli di esperienza con una spallata, no? Ha messo fuori gioco Castellucci, che forse in questo frangente si vede che non è un difensore centrale, quindi non ha tenuto la posizione col fisico, e Cambioli ha cercato anche un po' d'astuzia, no? Di guadagnare spazio, e per poco non centra la porta. Però ancora una volta il Borgo pericoloso in contropiede, forse una difesa della Clivense un po' troppo alta, che si è fatta sorprendere un'altra volta. Sì, soprattutto vanno in difficoltà sulla velocità, no? di gioco i difensori della Clivense. L'unico, diciamo, davvero veloce è Motta, ma raramente il San Pancrazio attacca da quella parte con i lanci. Soprattutto ancora arriva contro Tenuti, che stavolta la meglio, poi cerca un controllo con il tacco, riesce almeno ad evitare il corner, ma ancora un po' in difficoltà Tenuti, che dà il meglio di sé. Jacopo in fase di anticipo o pulizia di intervento, diciamo toppa, ma quando deve fronteggiare nell'uno contro uno, soprattutto giocatori veloci, non è insomma messo nelle migliori condizioni per dare il suo meglio. Sì, poi in quella posizione lì da terzino è logico che sì, si può giocare d'anticipo, ma anche richiesto comunque un certo sprint e una certa velocità. Lui comunque con l'esperienza cerca, ecco, di toppare questo aspetto, però qualche volta è naturale che possa essere sorpreso. Ricordiamo i solo 4 giocatori di movimento in panchina per Allegretti: Vallese, Cavallaro, De Pani e Davì, quindi comunque ci sono 2 terzini, 2 giocatori di corsa e 2 attaccanti, tra l'altro Cavallaro che compierà domani 19 anni. Attacca la Clivense con Pasinato che serve Inzerauto, forse ha per la prima volta l'occasione per il destro. Inzerauto, palla che sibila sul secondo palo, sembrava stavolta sulla traiettoria Bechiri, ma se ne va l'occasione del 4-3 per la squadra di calcio. Bel tiro a giro con Inzerauto, ci è andato vicino, però parlavi di sostituti di giocatori in doppio panchina cambio? E ne entrano 2. Esce quindi Pasinato, che abbiamo detto uno dei più in ombra fino a questo momento della Clivense. Entra, mi sembra, proprio Davì, e poi anche esce Olivieri, che è stato uno dei protagonisti assoluti di questa gara con la doppietta che nel primo tempo ha portato dallo 0-1 al 2-1 nell'arco di 3 minuti fra il 10° e il 12°. Dentro dunque Davì e proprio Vallese, sì, che credo e spero vada a prendersi il suo posto sulla fascia destra, eccolo là infatti. E quindi si risistema. Tenuti può tornare in mezzo, vediamo se può dare il meglio. Ci ha ascoltato, no? Allegretti, quindi ha rimesso un po' i giocatori al loro posto, Contenuti che si riprende il posto a fianco di Elatimi e Vallese che da terzino. Occhio al Borgo, ecco Tenuti subito nel suo primo intervento da centrale difensivo, che è il suo habitat naturale. Motta torna indietro sul pressing di Piva, si mette un po' in difficoltà, viene anche a raddoppiare, poi perde il pallone, glielo strappa Piva. Deve servire Cadorna, eccolo qui, traversone all'indietro, c'è Castellucci in vantaggio, la prende lui e prova a lanciare proprio Davì, eccolo qui il pallone lunghissimo, perfetto, forse un po' corto per Davì, che viene rimontato da Facincani e perde invece il duello. L'arbitro dice che è corner, qui si lamenta Facincani, ma il direttore di gara ha deciso così. Sì, Castellucci invece che appunto ora si riprende il ruolo di mezzala a centrocampo. Allegretti forse anche spaventato, no?
dall'ultima azione del Borgo, dove Castellucci si era perso la marcatura sul giocatore del Borgo, quindi ha preferito avanzare e metterlo in mezzo al campo e mettere invece in difesa un difensore di ruolo che può gestire meglio queste offensive da parte degli ospiti. Sì, importante la corsa di Vallese in una partita come questa. Dalla bandierina Facciolo, palla in mezzo per De Martis che non ci arriva, c'è Inzerauto che cerca di girarsi, c'è Libero e Latini di qua, invece va dall'altra parte per Facciolo, l'arbitro dice che si può giocare. Facciolo, palla sul destro, traversone basso all'indietro, messo fuori da Piva, trova, attenzione, Marchetto, poi Motta, fermato ancora da Marchetto, si lotta su ogni pallone, Inzerauto perde la sfera, attenzione al contropiede, ma qua si sbaglia Riva, non c'è la sovrapposizione del suo terzino sinistro, si era fermato Facincani, non c'è un attimo di respiro, palla per De Martis. Marchetto, l'autore del gol del 3-2, efficace lo scambio proprio con Piva che è salito nettamente in questa fase della partita. Attenzione, Piva, la palla sul destro e in rete! 4-3 del San Pancrazio al 10° minuto, bellissima azione in contropiede, tutta in verticale e Piva fa 4-3. Sì, qui un'altra volta in contropiede il Borgo è riuscito a pungere e a punire la Clivense. Qui è Vallese che forse è uscito con un po' troppa fretta della linea difensiva, e poi Piva è andato dritto per dritto fino alla porta ed è stato anche preciso con l'aiuto del palo a superare per la 4ª volta Pavoni. 8° gol in stagione per Piva, e dobbiamo sottolineare che davvero comunque andrà a finire. Il Borgo San Pancrazio si merita una sfilza di applausi anche solo per aver segnato 4 gol in questa partita, ha la miglior difesa di tutta la categoria. Sono, pensate, 16 gol subiti in tutta la stagione, in 33 gare con questa finora per la Clivense. Il San Pancrazio di questi 16 ne ha fatti 7. 4-3 e adesso serve una controrimonta per la Clivense, che sul finire di primo tempo, grazie alla punizione di questo giocatore con la palla tra i piedi, cioè Facciolo, era riuscita a riagguantare il pari. Si arrabbia Facciolo con Motta, che a suo giudizio era un po' in ritardo su questo suggerimento. Adesso sulle ali dell'entusiasmo il Borgo San Pancrazio, che sta al momento espugnando l'Olivieri per la seconda volta su 2 in stagione, ma c'è ancora tantissimo naturalmente da giocare. Siamo al 12° della ripresa e se tanto ci dà tanto, ancora molto da vedere. Qui c'era un tocco con le mani davvero netto di Motta, non l'ha visto l'arbitro, si gioca, se ne dicono di ogni colore. Nel frattempo Motta e Cambioli, per fortuna solo a livello verbale. Vallese per De Martis, Sané, Piva, azione comunque bellissima, tutta in verticale sulla sinistra, con una serie di 1-2 per il San Pancrazio per il gol del 4-3. Rimane a terra Piva, si gioca, rinvio di Cosoleto al volo proprio da quelle parti. È rimasto a terra il giocatore del Borgo, ha preso una botta nello scontro precedente, vediamo se si alza, mentre il suo compagno numero 10 Riva, che è quasi suo omonimo, lancia il pallone sul muro. I tamburi importanti mai come ora per sostenere nel momento di maggior forse difficoltà della stagione la Clivense, i tamburi del Northside 94, il Cori, per dare una mano a questi ragazzi che hanno già messo insieme 2 trofei su 2 finora in bacheca e cercano l'accesso alla finalissima di domenica. Devono però ribaltare questa situazione. Il 4-3 che stanno subendo tra le mura amiche per mano dei gatti bianco-viola del Borgo San Pancrazio di mister Genzian Cani, che oggi non è in panchina perché squalificato, viene sostituito da Roberto Rizzo. Si accomoda fuori lentamente Piva, che ha segnato il gol del 4-3 con grande freddezza di fronte a Pavoni. C'è da dire che oggi Pavoni ha avuto veramente poco da fare, cioè gli hanno fatto 4 tiri perfetti in porta. Ha qualche responsabilità probabilmente sul terzo gol, perché ha fatto un'uscita un po' avventata, si è scontrata con un compagno di squadra, però gli altri sono stati 2 rigori e un 1 contro 1. Sì, in quel frangente Livio aveva chiamato palla, Castellucci si vede che non l'ha sentito, però sì, 4 gol e lui si è trovato un po' i giocatori di fronte quando ormai era un po' troppo tardi, poi 2 calci di rigore che non è riuscito comunque a intercettare. Castellucci nel traffico, a sportellate con Sané e poi con Facincani che è la meglio. Cerca di difendere il pallone, sbaglia, tutto buono dice l'arbitro,
Sané, ancora Castellucci, palla fuori, è rimasto Ancora, però a terra sì. Facincani sul contrasto precedente. Si avvicina lentamente Ramanzini, partita che dà comunque l'impressione, oltre al bellissimo spettacolo tecnico e di gol, di emozioni, di essere, Jacopo, una sorta di piccola polveriera sempre pronta ad accendersi, no? Con un episodio che può innescare il nervosismo latente delle due squadre, pronto lì a venire fuori. Speriamo naturalmente di sbagliarci, che non succeda. Sì, nel frattempo Mentre Facincani si rialza. sì, si cercano in qualche modo di guadagnare minuti preziosi. Adesso è il Borgo a tenere la partita in pugno. C'è ancora tempo per la Clivense per rimontare, come ha già fatto nel primo tempo, però ancora una volta si trova a inseguire. Mezz'ora più recupero per la precisione al termine dei 90 minuti regolamentari, escluso recupero ed eventualmente calci di rigore. Cambioli, velocissimo nonostante la stazza, ancora a bruciare tenuti, il dribbling secco in aria, ci pensa Motta poi a metterci una pezza e a chiedere l'1-2 in uscita con Vitale, che si è visto veramente poco in questa gara. Ancora Motta, forse un po' stanco. Sané tocca ma non basta, Inzerauto, il tocco per De Martis, area di rigore, De Martis sul sinistro, De Martis! E il salvataggio sulla linea di Facincani, che esulta come se avesse segnato. Occasione clamorosa per il 4 pari. Sì, qui De Martis ha fatto quello che doveva fare, ovvero aggirare il portiere. Forse si è però un po' troppo defilato alla sinistra e ci ha impiegato troppo, ecco, a depositare la palla in rete, quando ormai ha avuto il tempo invece il difensore di recuperare e quindi salvare tutto per il Borgo. Col pallottoliere le emozioni questa sera, amici sportivi, allo stadio Aldo Olivieri. Dalla bandierina Facciolo con il destro, palla che va direttamente in porta. 4 pari, non facciamo neanche in tempo a dirvi quante emozioni succedono, che subito ce n'è un'altra. 4-4 al 16esimo, Facciolo doppietta, 2 destri pazzeschi su calcio piazzato. Ma dove l'ha messa Facciolo? Direttamente da calcio d'angolo. Qui non c'è nessun dubbio, se c'erano prima i dubbi sul calcio di punizione, qui invece la palla è entrata, e come, ma che gesto balistico da parte di Facciolo, che ancora una volta segna e porta di nuovo ancora una volta sulla partita, sul pareggio. Davvero 4-4. incredibile, Jacopo, che partita stiamo commentando. Gustatevela insieme a noi e poi andate a rivedervi gli highlights, la sintesi che la squadra veglia del regista Andrea Colognese e dell'operatore di oggi Federico Tarocco vi preparerà con grande difficoltà, perché se dovessimo stare dentro un tot di minuti per raccontarvi tutte le emozioni e non solo i gol, che matematicamente sono tanti questa sera, insomma servirà davvero uno spazio televisivo importante, mentre si va a spallate in tutti i sensi su quella zona del campo. Vallese esagera qui. Sì, ci vuole testa, perché comunque la partita è ancora lunga e naturalmente nessuna delle due squadre adesso vuole mollare, perché ormai è un inseguimento, no? Prima va davanti una, poi recupera l'altra, c'è il controsorpasso, vedremo chi avrà la meglio. C'è ancora comunque da giocare questo secondo tempo, ci aspettiamo sicuramente altri gol. Siamo dall'altra parte, amici sportivi, con Piva, riconoscibile per la fasciatura al polso destro, il giocatore che aveva segnato il 4-3 per il San Pancrazio. Davvero una squadra fantastica questa sera, dobbiamo dire, San Pancrazio, perché è assolutamente all'altezza dell'avversaria. Palla direttamente su Pavoni, che stavolta rinvia con i pugni, trova Inzerauto, deve girarsi però, chiede la collaborazione di Motta, rilancio lungo che probabilmente uscirà dal campo, arriva infatti direttamente in tribuna. Siamo al 18esimo della ripresa e stiamo commentando un 4-4, doppiette per la Clivense di Olivieri e Facciolo, che arriva così a 6 gol in stagione, 4 in Coppa e 2 in campionato. Questa volta l'ha fatto veramente apposta, di tirare a giro sul secondo palo con un rete su corner, che curiosamente, Jacopo, è la seconda in stagione per la Clivense, aveva segnato anche Gasparato in questo modo. Sì, ci hanno preso gusto i giocatori della Clivense, ormai ci hanno abituato veramente a questi gesti eccezionali, e ancora più prezioso perché in questo modo è riuscito, ecco, Facciolo a ridare stabilità alla propria squadra, riportare, ecco, la partita sul pareggio. E adesso però vediamo, c'è un cambio. Esce Alili, sì, che anche stasera non è riuscito a fare male, almeno sul piano del tabellino, alla Clivense, nonostante sia il miglior marcatore stagionale dei biancoviola con 13 reti. Ultima rete credo addirittura, se non sbaglio, nel girone di andata per Alili, che forse ha però, credo almeno a giudicare
dalle partite in cui l'ho visto arretrato notevolmente il suo raggio di azione, è praticamente tornato a fare il centrocampista. Rinvio intanto di Pavoni con il colpo di testa ancora di Cosoletto. Dobbiamo dire nelle curiosità, Jacopo, davvero una partita che ha una miriade infinita di spunti. Pensate che di 4 gol presi il portiere del San Pancrazio, quello su cui ha meno colpe è quello su calcio d'angolo. Sì, è logico prendere gol da calcio d'angolo, ecco, non lo vedi spesso, però comunque Facciolo ha veramente messo la palla in buca d'angolo. È entrato il 17, scusami, sì. Non l'ho detto, è Bojan Maui che ha segnato nella partita contro la Fumanese nei quarti il gol del 4-3. Sì, scusami, numero lì 17. Becchiri forse non se l'aspettava, però comunque contro questa Clivense e contro anche Facciolo abbiamo visto che comunque lui questi gesti tecnici ce li ha, forse doveva un po' aspettarselo. Una traiettoria comunque meravigliosa a rientrare sul secondo palo all'altezza dell'incrocio, io credo che fosse imparabile per chiunque. Jacopo questo gol, non a caso ne abbiamo visti quest'anno segnare anche in Serie A da gente come Quadrado e Cialanoglu, e le traiettorie erano simili, e questa volta rispetto al bellissimo gol su corner di Gasparato in stagione non c'è nemmeno l'attenuante del vento. Sì, l'ha proprio cercato. Si gioca e si lotta ancora a centrocampo con Inzerauto fermato. Facciolo da respiro sulla destra per Vallese, che è appena entrato e prova subito ad approfittare della sua freschezza. Velocissimo, viene placcato in stile rugby da parte di Marchetto, che si prende un giallo più che sacrosanto, infatti dà quasi un 5 all'arbitro, accettando il verdetto in rima col suo cognome. Marchetto, che è il giocatore che ha segnato il momentaneo 2-2. Davvero ci vuole la bussola, ci vuole il navigatore oggi per orientarsi tra gli appunti del nostro taccuino, amici sportivi, per ricostruire l'andamento di una gara semplicemente imprevedibile, equilibratissima e scoppiettante. Sul pallone ancora Facciolo con il destro, adesso contro cambiata e contro sorpassata l'inerzia emotiva della gara. Facciolo, battuta corta, Davi riesce a recuperarla, ma ci sono i giocatori in maglia viola. Ancora Davi, intervento importante perché stava provando ad andare via il Borgo. Castellucci si gira, trova la deviazione e il corner. Applausi per il numero 8, che ha iniziato nel peggiore dei modi la sua partita. Pensate, dopo 37 secondi avvio shock, rigore procurato e giallo. 22esimo, praticamente la metà del primo tempo, amici sportivi, con Facciolo che avete visto. Sì, attenzione, qui sarà a uscire, però addirittura ha fatto un gesto quasi di incoraggiamento al pallone. Lunghissimo dalle parti di De Martis, anticipato, c'è stato un fallo però commesso a centro area da un giocatore in maglia bianca. Davvero Facciolo piede magico, dobbiamo confermarvelo, insomma abbiamo avuto la fortuna e l'occasione di giocarci insieme con lui e tutta la Clivense a foot golf alle Vigne di Pozzo Moretto ancora quest'inverno. È stata l'occasione di vedere veramente dei piedi buoni all'opera, perché è arrivato primo in classifica, il migliore è stato di tutta la tribù. Lui mi sembra poi Alessi come secondo classificato, mentre nel frattempo Jacopo c'è un aggiornamento anche da Vestena. Sì, esatto, come stasera qui sulle Levieri siamo sul pareggio 4-4, invece con Vestena che sta pareggiando 1-1 contro il Balluchidi, anche lì tutto ancora in gioco. Attacca il Borgo con il buon lavoro di Piva, davvero instancabile, il numero 9, riesce anche a fare da rifinitore, da suggeritore. Qui un calcio di punizione, vantaggio non fischiato da Ramazzini, che lì a 2 passi concede il vantaggio a Cardona. Cosoletto e Tenuti. Inzerauto fermato molto bene stavolta da Sané, che poi chiama ancora Marchetto, cerca l'anticipo Motta, commette fallo secondo l'arbitro ai danni di Piva. Qui eccesso di foga da parte di Motta, che poteva sicuramente temporeggiare. Sì, ha cercato l'anticipo, però ha anche commesso fallo, quindi una punizione adesso interessante per il Borgo. Interessante anche notare la crescita all'interno della partita proprio del numero 9, Piva, che non si è mai visto praticamente per 3/4 di primo tempo, poi improvvisamente è diventato uno dei protagonisti. Se ne batte subito.
non si fa sorprendere lo stesso Motta, che poi addirittura va alla caccia del pallone. Operazione riuscita, rilancio lungo a cercare Inzerauto, ottimo la chiusura comunque di Cosoleto. Bene anche i due centrali difensivi del Borgo. Sì, ne ha Inzerauto che manca sul tabellino, quindi ha sicuramente voglia di incidere anche lui sul match. Motta deve proteggere il pallone in mezzo a due, calcio di punizione sacrosanto fischiato ai danni del numero 10 Riva, il più talentuoso dei suoi. Anche per lui una doppietta, in questo caso su calcio di rigore, sfilza di calci piazzati nelle marcature di oggi. Chiaro segno di Pavoni, salite, che lancio lungo, palla verso De Martis, tu per tu col portiere, la prende lui, c'è forse anche fuori gioco. Forse adesso un po' vediamo se rifiatano anche le due squadre, Sì, dopo hanno corso fino adesso una sessantina di minuti abbondanti, con una forse pausa sul 2-2 di ritmi forsennati. Pavoni e Latimi per De Martis, che vince il contrasto, poi però Sané, ancora De Martis, e qua chiede troppo. sì, esagerato, c'è però il pallone per Inzerauto, cerca lo spazio per il destro, lo trova, il pallone stavolta è facile, preda di Bechiri. Qui eccesso di egoismo da parte di Inzerauto, perché poteva forse provare a servire Davi, che si era allargato sulla sinistra. Rinvio di Bechiri, liscio clamoroso di Elatimi. Sì, aveva tutto il tempo di stopparlo qua il pallone. Boujamaoui, pallone lunghissimo direttamente da Pavoni. Parte Motta, eccolo servito, ha spazio, il numero 3 deve allungarsi, però Inzerauto, c'è anche De Martis dall'altra parte, ma nessuno è libero, attenzione. Eccolo Inzerauto, limite dell'area, prova subito a sgusciare via Sané, non ci casca, ancora Inzerauto. Facciolo, c'è libero Castellucci che chiama il pallone, verticale, Davi, prova anche lui da solo, si mette in proprio, perde il pallone, qua sbaglia la Clivense quando si intestardisce con i paraocchi nell'1 contro 1. Cosoleto, buon lavoro per Facincani, poi De Martis gli rifila un calcione gratuito. Gesto, si becca la munizione. Sicuramente evitabile questo fallo di De Martis, che va nel taccuino dei cattivi insieme al suo compagno di squadra Castellucci, a Piva e a Marchetto per gli ospiti. Eccolo qui il giallo per De Martis, che ha poco da dire. E sul pallone c'è Cosoleto, si riprende nel frattempo Facincani. Qui le indicazioni della panchina. Conterà molto anche la tenuta fisica, per comunque abbiamo visto le squadre, ecco, dare il 100%, però non si può reggere per tutti i 90 minuti. Direttamente verso il limite Facincani, rinvio di tenuti per Inzerauto, che protegge bene il pallone, poi si gira su se stesso, lancia per De Martis, che questa volta atterrato. Praticamente si prende la rivincita con Facincani. Stavolta è stato il numero 3 a restituirgli il fallo. Resta anche giù De Martis, uno che non si tira indietro nel momento di scontro fisico. Una partita zemaniana, Jacopo, dove le due squadre hanno badato sicuramente più a darle che a non prenderle. Ci sono riuscite parecchio sul piano, diciamo, del tabellino, delle marcature. Siamo 4 pari a 20 minuti o poco meno dal 90°. Adesso vediamo se invece cambia un po' la tattica, perché più passa il cronometro e più si riduce il margine di recupero in caso di errore e di gol subito. Sì, c'è più tensione nelle gambe, nella testa dei giocatori, perché sanno che adesso non si può più sbagliare. Facciolo per Elatimi su Bechiri con i pugni. Buon lavoro stavolta qui del portiere. Riva, Piva, ne ancora, attenzione al contropiede, 3 contro 4. Qui sembra in fuorigioco il 16 Cambioro, ma perfetta la diagonale di Motta, che invece di birra in corpo ne apparecchia e correrà così
Crampi permettendo fino al 90esimo. Secondi utili anche per rifiatare, per alleggerire il ritmo da parte di Pavoni, che rinvia, trova perfettamente Castellucci, aggancio morbido, difesa del pallone riuscita su Marchetto, ancora Castellucci, stavolta Marchetto invece recupera, perso un altro pallone da parte dei centrocampisti della Clivense, poi Riva, gioco di prestigio, serie di 360 Bravo, gradi, Vitale. il terzo non gli riesce, Vitale cerca il fondo, poi la mette in mezzo per De Martis, bello il tocco, a seguire in aria, viene concesso il corner, Sì. qui ha tirato fuori davvero il massimo possibile De Martis, che sembra anche parecchio stanco. Eh sì, aveva anche un accenno di crampi dall'intervento di prima, ma qui provvidenziale Zoccatelli a togliergli il pallone proprio all'ultimo, quando ormai De Martis stava per tirare in porta, però anche Piva, l'abbiamo detto, non avrebbe potuto correre così fino alla fine, infatti ora è a terra anche lui con i crampi. Davvero una bella immagine di sport, perché vedere giocatori che danno talmente il massimo ad arrivare a questo livello, a questa situazione a 15 minuti dal 90esimo è proprio il significato, diciamo, sportivo di mettercela tutta, no? Eh sì, perché sanno comunque una partita importante che non lascia margine di recupero, perché anche sì, se mancano ancora 10 minuti, un quarto d'ora, però ormai anche psicologicamente chi fa gol adesso probabilmente potrebbe, ecco, riuscirsi a portare a casa la partita. Ricordiamo equilibrio anche nell'altra semifinale tra Vestinanova e Baldo Junior Team, dove eravamo fino a pochi minuti fa sull'1-1, vediamo se viene confermato questo risultato, così sembra infatti, e quindi due semifinali avvincenti che hanno, secondo noi, Jacopo, dato veramente lustro quest'anno alla terza categoria, un anno storico, no? Per la base del calcio dilettantistico, la categoria più bassa, ma spettacolo, emozioni ne abbiamo commentate quest'anno, e tutte le squadre che hanno giocato contro la Clivense hanno contribuito, chi più chi meno naturalmente a seconda delle proprie possibilità, a dare vetrina a questa categoria che di solito sicuramente è a riflettori spenti. Sì, molto lentamente adesso escono dal campo, quindi ora si può riprendere condizione calcio d'angolo, vediamo qui. Facciolo, vediamo se ci riprova, palla in mezzo, stava per intervenire Elatimi, anticipato da Facincani, che salva un altro gol di fatto. De Martis probabilmente a cercare un altro corner, invece si porta il pallone fuori, forse c'è un tocco invece di Viola. Bene anche qui De Martis. Sì, sì, ha protetto palla, ha preso il massimo perché ormai era chiuso lì quasi all'angolo. Sale Vallese con le mani, scende Tenuti che non può più naturalmente cercare l'inzuccata, corner nel frattempo per intervento non pulitissimo di Zoccatelli. Quindi risale Tenuti, rimane su Elatimi e scende Vallese. Eccolo qui con le scarpette rosse, mentre c'è un altro cambio che si sta preparando nelle fila viola. Sì, probabilmente uscirà appunto Piva, che ormai non ha più, che anzi invece è già uscito. Esce Piva e entra forse il 15, se non ho visto male, che è Lai, Omar Lai, giocatore che ha segnato anche lui un gol in stagione. Grandissima partita di Piva, soprattutto dalla seconda metà del primo tempo in poi. Decisivo, sì. Ci risiamo allora, Facciolo da quella zona del campo, destro ad uscire, palla in mezzo all'area con Elatimi ancora anticipato. Vallese, controllo così, ma le gambe per rimediare, poi i piedi per fare di peggio. Sì, Vallese da quando è entrato ha dato molto sul piano della corsa, ma un po' meno dal punto di vista tecnico. Ognuno da quello che ha, naturalmente l'abbiamo detto. Vallese anche la scorsa partita davvero è uscito con i crampi, ha preso un sacco di botte, ha giocato benissimo. E la Timi, scontro pazzesco qui con Cambiolo, rimane giù il centrale marocchino, anche Vitale colpito proprio dal nuovo entrato Lai, non tira naturalmente certo indietro la gamba il Ciampancrazio, che adesso però sportivamente mette fuori un infortunato e mezzo in questa azione per la Clivense. La Timi resta a terra dolorante mentre si accascia a metà anche Vitale, con il pallone che verrà restituito da parte della Clivense al San Pancrazio. Nel frattempo scorre il cronometro, siamo al 34esimo, vi confermiamo e vi ricordiamo che salvo modifiche che interverranno magari eventualmente da domani
a sabato, credo, non magari il giorno di gioco. La finale è in programma domenica prossima per quanto riguarda la Coppa Verona di terza categoria, il Memorial Gianni Segalla, per la terza categoria naturalmente veronese, è in programma domenica prossima a Vigasio, all'impianto di via Alzeri, alle 16:30. Rinvio di Becchiri, si riprende. Motta trova Davì, bello il tra le linee per Castellucci che chiama all'ennesimo scatto Inzerauto. Ancora il 9 sul pallone, traversone morbido ancora per Castellucci che l'allunga, De Martis in aria e poi Becchiri, decisivo stavolta ad accovacciarsi sopra il pallone con De Martis e Davì che stavano per tuffarsi come avvoltoi sulla sfera. Bravo qui il portiere a intuire la situazione. Rilancio immediato, Motta, e Latimi che si è ripreso, rinvio direttamente fuori, stanchissimi tutti i giocatori, anche sul piano probabilmente nervoso, una partita che ha richiesto molte energie. Ed è ancora assolutamente in bilico, a 10 dal 90esimo. Tenuti protegge il pallone. Sané, Lai sbaglia, Marchetto resiste all'intervento di Davì, poi sulla destra per il numero 15 Lai che però si lancia il pallone fuori. È sempre una brutta idea il corpo a corpo e il duello in velocità con Motta che sul piano fisico credo sia il giocatore più dotato in campo. Sì, è un osso duro, non molla di un centimetro e poi corre dal primo al 90esimo più recupero. Qui sbaglia Davì che lancia praticamente il pallone addosso a De Martis nel tentativo di allargare su Castellucci. Si è trovato sulla traiettoria De Martis, ancora il San Pancrazio in possesso di palla. Adesso evidentemente, come dimostra anche questa giocata, qualche idea in meno, un po' di brillantezza in meno per entrambe le squadre. Vediamo chi ha ancora la forza mentale e muscolare per lo strappo decisivo. Motta bellissimo in lungolinea per Inzerauto in area con due giocatori su di lui, prova a cercare lo spazio, poi Vitale, bella la palla in mezzo per De Martis, se l'avesse lasciata c'era dietro Castellucci sì, completamente da solo. Sì, infatti alza le mani al cielo Castellucci perché era proprio letteralmente da solo sul secondo palo. De Martis ha cercato di deviare di testa però non ha trovato con precisione la porta, ma se fosse arrivata a Castellucci quella palla. Mezza occasione per la Clivense in cerca del gol del 5-4. Ancora Castellucci, Davì con l'esterno destro per Inzerauto, ma Sané oggi ha la calamita nei piedi, però ha fatto fallo, ha commesso fallo dice l'arbitro. Io non l'ho visto, sono sincero, mi sembrava una giocata di qualità quella del numero 6 del San Pancrazio. Il direttore di gara è senz'altro più vicino al gioco rispetto a noi, ha ravvisato questa irregolarità ed ecco allora Facciolo che chiama come sempre sulla destra e Latimi, marcato da Facincani. Vediamo se va sempre sul marocchino il numero 4. Così è infatti proprio per Latimi, poi palla messa fuori, ancora Sané, rinvio un po' a campanile, più per allontanare che per costruire. Pavoni al volo, contro rinvio, e Latimi con le lunghissime leve, attenzione ancora ai Latimi. Davì, anzi Inzerauto con il destro, Inzerauto, palla fuori, è fuori. C'è una clamorosa illusione ottica, tutto lo stadio Olivieri ad esultare, ma la palla è uscita. Sì, tutti in piedi qua sulle tribune dello stadio Olivieri a esultare, ma la palla ha solo toccato la parte esterna della rete, non è entrata, ma bel gesto di Inzerauto. Tutta la tribuna a esultare. Rinvio di Becchiri, Facciolo. Naturalmente questi sono i colpi che possono decretare il definitivo KO in una partita dove anche ai punti, se si parlasse di pugilato, gli arbitri avrebbero grandi difficoltà ad alzare alla fine la mano del vincitore al centro del ring. Qui Latimi
po' troppo frettoloso a buttare via questo pallone, poteva gestirlo meglio. Guardate De Martis ancora a sfidare Crampi e fatica. Bicchiri, attenzione, l'errore e la palla in rete. Davi, 39esimo, Davi fa il gol del 5-4. Incredibile questa partita, amici sportivi, con Bechiri che prende a pugni il palo, ma purtroppo per lui sa di avere lui stesso fatto la frittata. 5-4 Davi nel modo più incredibile in una partita a sua volta pazzesca. Sì, riporta avanti la Clivense. Tremano i muri qui, le finestre della cabina di commento, perché i tifosi sono impazziti ormai di gioia. Qui non si aspettava nessuno, perché Bechiri aveva tutto il tempo e lo spazio per rinviare, invece grandissimo Davi a crederci su questo pallone, a tuffarsi con corpo e cuore e a trovare questa deviazione fortunosa ma cercata, che riporta nuovamente la Clivense avanti e adesso ha più di 5 minuti per gestire questo preziosissimo vantaggio. Tutta la panchina in campo mentre c'è un cambio, esce Zoccatelli numero 5, entra il 18 per il San Pancrazio Bersani. Ma davvero pazzesca questa gara, abbiamo visto nel modo più imprevedibile ancora una volta, tra tante giocate belle, un gol completamente casuale, rocambolesco, casuale nel senso insomma di non su azione costruita, però ci ha creduto, hai fatto bene a sottolinearlo. Davi che adesso conquista un altro pallone, e è bello, Jacopo, sottolineare come giocatori di assoluto sacrificio, che magari per tutta la stagione hanno ben accolto anche il fatto di partire quasi sempre dalla panchina, poi si rivelino decisivi, con Davi che ha segnato il suo 6° gol in stagione, il secondo in Coppa dopo i 4 in campionato. Lo abbiamo detto più volte, lui che ha avuto un minutaggio sicuramente ridotto e adesso fa una marcatura più che pesante. Sì, attenzione qua un attimo, comincia un pochino di battibecco nel frattempo, questa cosa era un po' prevista, speriamo che rimanga nel gestibile. Dobbiamo dire che l'arbitro non mi è dispiaciuto sul piano disciplinare, non ha mai avuto l'impressione di perdere la partita sul piano emozionale, emotivo, forse anche molto aiutato dai giocatori. Però. Sì, una partita non semplice, perché come l'abbiamo visto in campo comunque succede di tutto, però ecco, fino adesso è riuscito a tenerla in pugno. Ce ne pentiremo e ci prenderemo la responsabilità, però finora ci è piaciuta di meno sul piano, diciamo, comportamentale la gara di domenica al Gavagnino Cino. Sì, lì c'è stato qualche episodio, ecco, che ha lasciato qualche amaro in bocca, però comunque ecco, alla fine la partita si è giocata in campo, quello che conta è il risultato, che qui per ora sta dicendo Clivense 5, Borgo 4. Non è finita, calcio di punizione per gli ospiti che non mollano mai. Tutti al limite dell'area, tranne il portiere e altri 2 giocatori. Palla sulla testa di Elatimi, messa fuori non in maniera perfetta. Motta qui commette un'ingenuità, perché con difensore, anzi con avversario spalle alla porta, sono assoluti regali. E infatti adesso ci sarà un traversone potenzialmente pericoloso per il San Pancrazio. Sì, che non lascia neanche un uomo in difesa, praticamente sono tutti dalla linea dell'area di rigore in poi. Situazione che peraltro ingolosisce parecchio la Clivense, che ha segnato più volte in contropiede in questo modo in stagione. Infatti vediamo che Inzerauto cerca di prendere un po' di vantaggio nella eventualità di un rinvio lungo. Sul pallone ci sono Cosoleto e Riva, che credo però stia uscendo dal campo per l'infortunio. C'è un cambio, sì, entra il numero 13. Esce addirittura Riva. Sì. Il 13 allora, che è duro, al posto di uno dei migliori della gara, arriva soprattutto nel primo tempo, non solo per i 2 rigori, un po' sparito nella ripresa anche per la stanchezza, il talentuoso numero 10. Sul pallone Cosoleto con il destro ad uscire, solo Vitale in barriera. Guardate che groviglio di maglie nei pressi del dischetto del rigore, davvero pazzesco. Sì, qualche spinta. Tutti i giocatori in 5-6 metri quadri. Sì, mi sa che non si batterà ancora questa punizione. Quello di traffico lì in mezzo. Tutti lì, parte Cosoleto, la mette proprio lì in mezzo
con la testa allontanato Castellucci, di testa le ha prese quasi tutte. Inzerauto in mezzo a due, si gioca, area di rigore, ancora Marchetto, la mette su Pavoni, l'anticipo e poi la palla sopra la traversa, è stato Facciolo credo con la testa. Situazione pericolosa con Pavoni anche in questa occasione anticipato dai suoi stessi difensori. Sì, c'è ancora da soffrire, tutti in area. Guardate il portiere, Becchiri è praticamente sulla tre quarti. Siamo a 30 secondi dal 90esimo peraltro, quindi potrebbe anche tirare se gli arrivasse il pallone. Palla presa da Castellucci, Pavoni, la prende lui con importante questo intervento. Poi resta giù per guadagnare anche qualche secondo. Applausi per lui e c'è naturalmente il calcio di punizione. Vediamo quanti minuti? 5 o 4, non vedo bene. 5 minuti. 5 minuti ancora, sono lunghissimi Jacopo in una partita di questo tipo dove abbiamo visto succedere di tutto veramente. Rinvio di Pavoni con la testa Lai, poi Marchetto, sinistro un po' sporco, ancora Lai di testa, Cambioli fermato da Castellucci che si dimentica il pallone, però ha giocato comunque una grande partita al netto dell'errore iniziale. Cardona, traversone con il destro sulla testa di Elatimi, deve prenderla Vitale, la allunga con Inzerauto, attenzione che riesce a rintuzzare, c'è Davi in posizione regolare, ancora Davi, vediamo se cerca lo spazio per il destro. Davi è velocissimo, Davi, anche applausi comunque per lui, è stato bravo qui il difensore a concedergli il metro per poi chiudergli il destro. Sì, l'ha disturbato proprio nel momento del tiro. Occasione potenziale in contropiede per la Clivense. Sané trova Motta, stop di petto, poi difesa del pallone, perde però il contrasto con Cardona, stanchissimo anche Motta. Palla verso Elatimi, lo stop elegante con il petto, il destro da allontanare, ancora Sané, non è finita, contrasto durissimo con Facciolo che finisce giù, si gioca. Serie di batti ribatti, naturalmente è impossibile parlare di schemi e tattica in questo momento della gara. Vallese si gioca molto bene qui Inzerauto, ancora Vallese, attenzione alla falcata del terzino, c'è Davin fuori gioco, speriamo che non serva, e adesso infatti Vallese va da solo, conquista comunque un prezioso out quando siamo quasi allo scoccare del 92esimo. Sono saltati tutti gli schemi ormai, si corre e si danno in campo. Ancora Inzerauto da solo contro due, c'ha ancora lui il pallone, ha commesso fallo dice l'arbitro. I tamburi del Norsai 94 a incitare la Clivense vicina al traguardo di questa finale di Coppa Verona, in una partita davvero al cardiopalma. E non è ancora finita. Non è finita, numero 17 Bujamawi che chiede aiuto a un altro nuovo entrato, Cambioli, dribbling, ancora Faccioli, poi commette fallo in una zona sanguinosa del campo con due giocatori vicino a sé. Qui un giocatore così esperto non può fare un errore del genere. Sì, perché regala adesso questa punizione da una mattonella interessantissima, perché appena fuori dall'area di rigore, da quella stessa posizione prima Facciolo aveva trovato la porta con il gol dubbio, no? Alla fine proprio del primo tempo. Adesso qui dà questa occasione che il Borgo non può farsi sfuggire, perché ormai manca pochissimo. Sembra Cambioli, numero 16 sul pallone, è entrato bene in partita e ripeto, nonostante la stazza e il fisico ha dimostrato anche una bella corsa. Foltissima la barriera in maglia bianca. Si posiziona tutti gli uomini che ha Pavoni, perché devono dargli una mano qui. 2 o 3 passi di rincorsa per Cambioli. Vediamo se cerca il primo palo sopra la barriera o il secondo dalla parte di Pavoni. Ramanzini a catechizzare tutti i giocatori
per centro area. Non capisco cosa stia facendo Cosoletto. Sta correndo verso la propria porta, invitato dall'arbitro forse ad uscire. Dato espulso? Attenzione, il destro altissimo nel frattempo. Aveva un parastinco. Sì. Incredibile questa scena. Ha litigato con l'arbitro per il parastinco che era a 90 metri dall'altra parte, è andato a prenderselo. Qui forse un po' fiscale, direttore di gara, però il regolamento è quello. Però quello che conta è che se n'è andata questa opportunità per il San Pancrazio, che potrebbe essere l'ultima della gara, perché siamo a 30 secondi dal 95esimo, amici sportivi, con la Clivense in vantaggio per 5-4. È stata una gara pazzesca. Il direttore di gara guarda il suo cronometro, il nostro dice che mancano 15 secondi e quindi con tutta la fiducia del mondo, difficile buttarla dentro per entrambe. Il fischio finale per la Clivense che batte 5-4 il Borgo San Pancrazio in una partita mostruosamente emozionante, amici sportivi. Il tempo giusto appunto di ricordarvi i gol. Nel primo tempo su rigore Riva per gli ospiti dopo soli 90 secondi, poi l'1-2 di Olivieri per il sorpasso locale, il 2-2 di Marchetto, il 3-2 ospite ancora su rigore di Riva e la punizione, proprio il photofish del primo tempo di Facciolo per il 3 pari. Nella ripresa Piva per il 3-4, Facciolo direttamente da corner per il 4 pari e poi Davì al 39esimo con un tappin addirittura sul rinvio clamorosamente sbagliato del portiere ospite Becchiri. Jacopo, cosa dire di più? Cosa dire di più? È successo di tutto in campo, che partitona veramente degna di una semifinale fra due squadre fortissime che comunque non hanno lasciato un centimetro ai propri avversari. Una Clivense che a fatica riesce a portarsi a casa questa semifinale, altro no, che Champions League. Questa partita veramente emozionantissima, bellissima. I giocatori della Clivense non hanno neanche quasi le forze per esultare da quanto sono stremati, ma quello che conta è che domenica se la giocheranno per la finale a Vigasio. Intanto va sottolineato, Jacopo, questa forse è la notizia, una delle notizie più belle della partita della serata, l'abbraccio anche tra le due squadre finalmente che l'abbiamo vista a sotterrare l'ascia di guerra dopo una stagione diciamo sul piano nervoso, giocata a distanza in maniera insomma così anche a colpi di sfottò, di provocazioni. Due squadre che sono arrivate prima e seconda in campionato, entrambe a giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Verona. Applausi pazzeschi, dobbiamo dirlo, il San Pancrazio che stasera ha dimostrato veramente tutto il suo cuore, la sua qualità, il suo carattere, e ha perso però per un gol. Forse se non ci fosse stato quell'errore del portiere verso la fine avrebbe trascinato la gara anche ai rigori. C'è da dire, amici sportivi, in chiusura, che per ora non abbiamo il finale definitivo, ma il Vestena Nova sta vincendo per 2-1 in casa contro il Baldo Junior Team, e quindi al momento la finale di sabato, anzi di domenica pomeriggio a Vigasio per la Coppa Verona sarebbe tra la Clivense e appunto la squadra di Vestena, e quindi non ci sarebbe la cosiddetta rivincita della finalissima per il titolo di terza. Da parte, amici sportivi, della squadra Avelia del regista di oggi Andrea Colognese, dell'operatore Federico Tarocco, da parte di Luca Corradi e di Jacopo Segalotto per la cronaca di Verona. Grazie per averci seguiti e ci ritroviamo domenica prossima per la finale di Coppa Verona con la Clivense a caccia del triplete. Buonanotte. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud.
Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.